Signori, buonasera. Vi do il benvenuto a questo evento nell'ambito del Festival Mozartiano 2024, ringraziando innanzitutto la direzione artistica del Festival, in particolar modo il dottor Magnabosco dell'Accademia Filarmonica, con cui la nostra Accademia da secoli intrattiene rapporti fraterni, non ultimo proprio sul tema di Mozart, un grande europeo, in una città europea come Verona e oggi in un convegno europeo proprio qui a Palazzo Erbisti. Nel ringraziarvi per la vostra numerosa presenza, lascio la parola al moderatore di questo incontro, che è l'accademico, professor Alberto Castaldini, il quale introdurrà i lavori. Grazie ancora. Grazie Presidente, gentili signore ed egregi signori, buon pomeriggio. Sono lieto e onorato di presiedere e coordinare questa sessione accademica all'interno del ricco programma del Festival Mozartiano in corso nella nostra città. È significante rilevare che dell'imperitura eredità di Mozart oggi si siano fatte promotrici e custodi, con questa iniziativa, entrambe le classi dell'Accademia. La classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, della quale sono assessore, e la classe sorella di Scienza, Agricoltura e Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali per merito di loro soci. Ciò non deve sorprendere. La musica di Mozart non è rinchiusa in definizioni astratte, impersonali, preconfezionate. È una musica che non seleziona, non si incasella in uno spartito prevedibile, ma si apre alle potenzialità dell'uomo e nello stesso tempo si inginocchia di fronte al mistero. La musica di Mozart non ha per madre l'astrazione, ma l'esistenza concreta, la vita vissuta fino in fondo. In pieno illuminismo, la musica di Mozart completò l'umanesimo nella sua duplice dimensione, creaturale e creatrice, inserita in una cornice di ideali universali. Questi tratti, come accade nel genio, si trovavano già espressi nell'adolescente Wolfgang in visita a Verona, ma percepibili con l'udito e la vista sotto l'insegna del prodigioso, ascoltando il Wunderknabe di Salisburgo. L'attenzione ammirata e curiosa che gli fu riservata dalla nostra Accademia, allora neonata, attraverso il suo segretario perpetuo Zaccaria Betti, oggi perciò la vogliamo rinnovare con questo pomeriggio di studi. Mi avvio a dare la parola ai nostri relatori, raccomandando ai medesimi di restare in un periodo, in un arco di tempo che va dai 20 ai 25 minuti, e rinnovo ancora i ringraziamenti per la vostra ambita presenza. Interviene ora il professor Giuseppe Ferrari con la relazione dal titolo Il piccolo Mozart in viaggio per l'Europa. Prego, professore. Grazie al Presidente che ci ha permesso di utilizzare questa sala magnifica, più che centenaria, direi, e quindi molto importante per noi. Quando si parla di Mozart si parla sempre di un tempo che non ha una sua limitazione particolare. Parlerò del viaggio che lui ha fatto a 7 anni attraverso l'Europa, perché solo qui noi abbiamo il germe di tutto quello che sarà Mozart in seguito. E sarà il prodromo del Mozart che verrà a Verona e che noi stiamo festeggiando con questo festival. Il 9 giugno del 1763, Leopold Mozart con moglie e 2 figli, Marianna Nanner di 12 anni e Wolfgang di 7 anni, lasciano Salisburgo per un lungo viaggio attraverso l'Europa. Viaggio reso possibile grazie alla buona disponibilità del principe vescovo von Schrattenbach, di cui Leopold era Kapellmeister e che mostrò sempre una buona disposizione verso la famiglia Mozart. Con l'aiuto di amicizie e credenziali personali,
Leopold si augurava di entrare nelle varie corti principesche e case aristocratiche per far conoscere le capacità musicali non comuni dei due giovani e ricavarne benefici in prestigio e denaro, anche grazie a serate autopromosse al limite delle esibizioni circensi. Sui sostanziali profitti del viaggio le opinioni divergono. Leopold non rivelò mai i proventi e le spese del tour. Il bibliotecario dell'abbazia di San Pietro a Salisburgo riteneva però che solo di regali avesse portato a casa 12.000 fiorini, ma stimava in 20.000 fiorini i costi complessivi dell'impresa. Leopold d'altra parte dichiarò che non riusciva a risparmiare perché nel viaggiare doveva mantenere uno stile nobiliare e raffinato per la salvaguardia della salute e la reputazione della sua corte di Salisburgo. In lunghi periodi però gli introiti furono ridotti per contrattempi vari dovuti a difficoltà logistiche, disponibilità degli ospiti, malattie intercorrenti anche gravi, a fronte di un aumento delle spese. A Londra furono costretti a suonare nel corso di esibizioni quotidiane nella taverna allo Swan e Harp di Cornhill per importi umilianti. Wolfgang nel corso del viaggio fu soggetto a ripetuti attacchi di costipazione, con febbre e catarro che lo tenevano lontano dalle esibizioni. Nel novembre del 65 all'Aia una forma gravissima di febbre tifoide colpì i due ragazzi e si temette che Nannerl morisse. In quell'occasione anche Leopold andò soggetto ad una forte crisi di vertigine che lo costrinse all'immobilità. In precedenza aveva sofferto anche di sciatica ad Aquisgrana e a Parigi 3 anni dopo. A Londra restò malato per diverse settimane in seguito ad infiammazione alla gola e altri sintomi preoccupanti per cui fu curato con un salasso. Leopold accusava i medici di voler curare sempre con i salassi. Inoltre fu sempre contrario agli inviti di sottoporsi a pratiche di prevenzione contro il vaiolo, che in quegli anni si praticava in modo empirico mediante l'innesto di pus da malati di vaiolo non gravi. La vaccinazione, secondo Jenner, sarebbe stata introdotta 30 anni più tardi. Wolfgang fu colpito dal vaiolo in modo grave, ma fortunatamente non letale, l'anno successivo al suo ritorno, quando a Vienna imperversava un'epidemia grave che fu letale per alcuni membri della famiglia imperiale. Durante la sua lunga trasferta tra le corti in Europa, Wolfgang ebbe l'opportunità di incontrare personalità della cultura che ebbero modo di apprezzarne la notevole precocità e che influenzarono i suoi futuri orientamenti e le sue scelte culturali. A Francoforte, un ragazzino di 14 anni assistette con i genitori ad un concerto di Mozart. Quel ragazzino era Johann Goethe, che ricordava all'esempio l'evento ancora in tarda età. L'ho visto quando ero un bambino di 7 anni, in occasione di un concerto che aveva dato durante uno dei suoi viaggi, e ricordo ancora benissimo quel piccolo uomo con la parrucca incipriata e lo spadino. Per anni Goethe si tenne al corrente degli sviluppi della carriera di Mozart e ne fece il suo ideale assoluto di genio applicato alla musica. Solo lui, che aveva composto il Don Giovanni, avrebbe potuto musicare il suo Faust. I Mozart restarono a Parigi per 5 mesi, fino all'aprile del 64, e di nuovo al ritorno da Londra e dai Paesi Bassi 2 anni dopo. L'ambiente musicale cittadino era molto vivace. Per le sequele della Querelle de Buffon, che contrapponeva settori della corte. Al ritorno da una visita a Versailles, Leopold descrive in una lettera le polemiche con Rameau, che appoggiava l'opera lyrique francese, mentre Rousseau e Diderot erano fautori dell'opera buffa italiana. Wolfgang avrà sicuramente avuto occasione di ascoltare Le Devin du Village, l'operetta scritta da Rousseau nel 1752, e ne restò impressionato.
tanto che gli fu di stimolo per la composizione di Bastien et Bastien, un Singspiel eseguito in forma privata a Vienna nel 1768. Nel libro secondo del suo romanzo pedagogico Émile ou de l'éducation, parlando della predisposizione naturale, Rousseau scrive di un'inglesina che a 10 anni suonava il clavicembalo in maniera prodigiosa e del figlio di un magistrato di 8 anni che lasciava perplessi e sorpresi i musicisti che lo ascoltavano suonare un violino grande quanto di lui. In una nota comparsa nelle edizioni successive, l'autore però volle aggiungere queste righe: da allora un ragazzino di 7 anni ne ha fatte di ancora più sorprendenti. Quel ragazzino era Mozart. Mozart e Rousseau non ebbero occasione di incontrarsi. Il filosofo ne avrà sentito parlare nell'ambiente che frequentava e ne avrà letto sulla correspondance del barone von Grimm del 1 dicembre 63, che si dilungava nella descrizione dell'eccezionale bravura del ragazzino appena arrivato in città. La correspondance littéraire philosophique et critique veniva pubblicata in forma manoscritta per un ristretto numero di sottoscrittori ed era destinata ad informare le corti tedesche e russe sulla vita parigina. Il barone Friedrich von Grimm fu molto vicino a Mozart nel loro soggiorno a Parigi. Incaricato d'affari del governo di Francoforte a Parigi, poi segretario del duca di Orléans, fu molto attivo nella vita musicale parigina e sostenitore della musica operistica italiana. Molto amico di Denis Diderot e Voltaire, collaborò con gli enciclopedisti. A lui si deve il famoso acquerello dipinto da Louis Carougy de Carmontel, artista anch'egli al servizio dei duchi di Orléans, e che ritrae Leopold e i 2 figli mentre fanno musica insieme. Quando Wolfgang è a Parigi, Rousseau vive da proscritto in Svizzera, a Neuchâtel, sotto la protezione di Federico di Prussia, titolare di quel principato. Il suo romanzo Émile era stato condannato a essere bruciato e il suo autore è costretto a fuggire per non essere arrestato. Tuttavia, di nascosto, frequentava Parigi, ospite nel palazzo dei principi Borbone, conti o temple, che beneficiava dell'extraterritorialità. Nel palazzo è ambientato il grande quadro Tè all'inglese nel Salone degli Specchi del Palazzo du Temple a Parigi, commissionato dal principe nel 66 al pittore Michel Barthélemy Olivier. Fra i personaggi rappresentati, in un angolo a destra, si vede ritratto un ragazzino che suona, Wolfgang Mozart. Nell'anno e mezzo che Leopold e i figli trascorrono a Londra, vengono notati da Dennis Barrington, avvocato, antiquario e naturalista inglese. In qualità di Fellow of the Royal Society in data 28 novembre del 69, invia una relazione in cui riferisce di aver esaminato con attenzione scientifica il caso di un giovane musicista ascoltato personalmente sia in concerti pubblici che nella sua abitazione londinese. Ne sottolineava la memoria eccezionale, che gli permette di ricordare con precisione musiche viste o ascoltate una sola volta, le doti di esecutore a prima vista di partiture molto complesse e di compositore estemporaneo dalla fervida inventiva e di immaginazione. Sulla via del ritorno i Mozart passano per Ginevra, con l'intenzione di visitare Voltaire, nella sua abitazione di Ferney, su consiglio di Louise d'Épinay, compagna di Grimm e protettrice di Rousseau. Non fu possibile ed il filosofo scrisse alla d'Épinay: il vostro piccolo Mozart, signora, ha scelto alquanto male, credo, il momento di portare l'armonia nel tempio della discordia. In quei giorni in Ginevra c'erano molti disordini. Voi sapete che abito a 2 leghe da Ginevra, non esco mai. Ero molto malato quando questo fenomeno ha brillato sul nero orizzonte di Ginevra. Infine è partito con mio grandissimo rimpianto, senza che io l'abbia visto. E dall'amico da Milaville: come volete che io possa aver visto il vostro giovane suonatore di clavicembalo? La signora Denis è malata, io sono più di 6 settimane che sono a letto. Ah, siamo ben lungi da dare feste.
A Losanna, ospite del principe di Württemberg, la presenza del giovane Wolfgang viene ricordata in una pubblicazione locale, Aristide ou les citoyens, l'11 ottobre del 66. Il lungo discours XVI dedicato a Mozart fu redatto molto probabilmente dal medico Samuel David Tissot, che cercava di analizzare dal punto di vista scientifico le stupefacenti particolarità del suo essere musicista completo già in età infantile. A Zurigo i Mozart furono ospiti della famiglia del poeta e pittore svizzero Salomon Gessner. In occasione della partenza la moglie offrì loro una copia delle opere poetiche di Wieland, mentre Salomon da parte sua fece dono di una copia dei suoi scritti con dedica personale, più altri volumi editi dalla sua casa editrice. Arrivati in Germania, i Mozart fecero sosta a Donaueschingen, dove il principe von Fürstenberg regalò a Leopoldo 24 louis d'or e un anello di diamanti a ciascuno dei ragazzi. L'anello è quello visibile sulla mano destra di Wolfgang nel ritratto veronese, e Napoli glielo fecero togliere per il sospetto dei poteri magici. Dopo aver reso omaggio a Monaco al principe elettore, Leopold e famiglia raggiunsero Salisburgo il 29 novembre 66, dopo 3 anni e mezzo di viaggio, avendo percorso circa 4.000 chilometri. Quando era libero da impegni mondani, il piccolo Mozart occupava il suo tempo nella composizione. Si ricordano varie sonate, sinfonie, altri pezzi d'occasione che dedicava ai suoi ospiti importanti, alla figlia del re di Francia, alla regina d'Inghilterra, alla principessa Carolina d'Orange, sorella dello Statthalter generale delle Province Unite. Si stava preparando al Grand Tour in Italia. Curioso delle bellezze storiche ed ambientali del bel paese, era attirato in modo particolare dalla musica italiana, che si era diffusa in tutta Europa. Voleva visitare le capitali dell'opera lirica, Napoli, Venezia, Milano, dove fece anche le sue prime esperienze nel teatro d'opera. Incontrare poi i musicisti più famosi ed in Vaticano venire a contatto diretto con l'irripetibile tradizione della musica sacra. A Milano pensò anche di potersi sistemare, ma ben presto avvenne la doccia fredda di una lettera dell'imperatrice Maria Teresa, che in data 12 dicembre 71 scrisse il figlio, l'arciduca Ferdinando, governatore della città. Mi domandate di prendere al vostro servizio il giovane salisburghese. Se ciò vi fa piacere, non voglio impedirvelo. Ma è meglio che non vi carichiate di gente inutile e non diate mai titoli a persone di questa specie. Se sono al vostro servizio, queste persone lo avviliscono, correndo in giro per il mondo come dei mendicanti. Inoltre poi ha una famiglia numerosa. Grazie dell'attenzione. Grazie a Giuseppe Ferrari. 2 noticine interessanti: l'anello, che a Napoli viene malinteso, e poi il giudizio lapidario. È un viaggio di formazione con dei notevoli colpi di scena. Adesso diamo la parola al dottor Giancarlo Beltrame, che tratterà un tema che tutti in qualche modo abbiamo sperimentato sul piano visivo: Mozart al cinema, avendo ben presente un celebre film. Prego, dottor Beltrame. Buongiorno. Quello che
presenterò è un brevissimo viaggio tra i film dedicati a Wolfgang Amadeus Mozart. Possiamo raggrupparli in tre grandi filoni: i film tratti dal teatro di Mozart, i film con musiche di Mozart e i film su Mozart. Se dovessimo fare tutti, non finiremmo certamente entro i 20 minuti, ma forse nemmeno in 20 giorni. I film del teatro di Mozart, diciamo, sono parecchi e sono almeno 4 i più frequentati. Le nozze di Figaro, Così fan tutte, il Don Giovanni, di cui va ricordata la splendida versione di Joseph Losey, e il Flauto magico, di cui ci sono almeno 3 versioni memorabili, quella di Ingmar Bergman, quella di Kenneth Branagh e quella a cartoni animati di Giannini e Luzzati. I film con musiche di Mozart è impossibile contarli, perché Mozart, diciamo, è una colonna sonora agevole e qui bisogna mettere in carica bisogna chiamare qualcuno che attacchi no, è questo che non sembra il... No. Sta caricando? Sì, è carico. Perfetto. Allora, dicevo che contare tutte le citazioni musicali di Mozart nel cinema è assolutamente impossibile. I film su, invece, la vita di Amadeus Mozart nei suoi vari aspetti, diciamo, sono meno, ma sono pur sempre tanti. Mozart è l'artista al quale sono state dedicate più pellicole biografiche, più di Shakespeare, più di Dante ovviamente, ma anche più di giganti musicali come Beethoven o come Chopin. Ecco, quindi veramente la sua vicenda biografica ha interessato tantissimo il cinema. I biopic che parlano di lui sono circa 40. I principali sono circa una ventina, cioè la metà. I film su Mozart danno ampio spazio agli amori, ampio spazio alla vicenda della morte, con tutti i sospetti, le versioni sull'avvelenamento, sulla morte dolosa, diciamo, sull'omicidio, sull'assassinio, e ampio spazio viene dato alla composizione del Requiem. Voi vedete che di questi aspetti 2 almeno sono presenti poi nel film più famoso, che è Amadeus di Milos Forman. Poco spazio viene dato ai viaggi in Italia soprattutto, mentre sono più presenti gli altri viaggi. Il primo su cui mi soffermo è del 1976 ed è una serie televisiva tedesca di 224 minuti, diretta da Klaus Kirchner, che si chiama Mozart, Aufzeichnungen einer Jugend, cronache di una giovinezza, girato nei luoghi reali delle vicende narrate, con uno stile che è tipico di quegli anni, molto statico, molto parlato. È stato detto di questo filmato, di questa serie televisiva, con i suoi primi piani immobili dalla durata insostenibile, i suoi frequenti e abissali silenzi, il suo incedere grigio e austero, il film si colloca agli antipodi della musica e della personalità di Mozart. Troppo serioso, troppo tedesco, diciamo, e adesso ne vedremo tra poco un esempio, un brevissimo spezzone. Quale vedremo? Vedremo quello
che fa riferimento, ed è l'unico in tutti i circa 40 film dedicati a Mozart, al ritratto realizzato qui a Verona nel gennaio del 1770 da Saverio Dalla Rosa. Voi vedete, questo è il ritratto e questo è come compare all'interno di questo sceneggiato televisivo, come negli anni 70 venivano chiamati. Viene ricostruito, viene mostrato il ritratto in bianco e nero e viene ricostruita l'ambientazione veronese in cui viene effettuato il ritratto. Ed ecco il breve spezzone. È possibile alzare Come sentite, le voci che si alternano in tedesco sono quelle del padre e quelle di Leopold e quelle di Wolfgang, che diciamo alternativamente leggono brani delle lettere scritte in quel periodo. Nel senso che se mi diceva che aveva la musica io gliela mettevo a posto, però così non so come farglielo prendere, cioè purtroppo. No, più che altro per le altre scene che verranno dopo. Parlare di cinema senza solo vedendolo è come tornare all'epoca del muto. Va bene. Avete visto, diciamo, che Mozart viene raffigurato come un preadolescente più piccolo dei quasi 14enne che era quando arriva a Verona nel gennaio del 1770, quando avrebbe compiuto alla fine di gennaio, alla fine del mese, 14 anni. Quindi diciamo, la scelta è quella di farlo sembrare più giovane, più piccolo, e di adattare il giovane attore al quadro, alla raffigurazione del quadro. Questo è l'unico degli spezzoni dove viene mostrato il Verona, diciamo il passaggio veronese. Il viaggio in Italia è presente poi in alcuni altri film, molto pochi a dir la verità, e quasi sempre quando si tratta di produzioni televisive. Nel 1982 vi è il Mozart di Marcel Bluval,
Sono 6 puntate che sono quasi come 6 film di 1 ora e mezza ciascuno, totale fa 516 minuti, una coproduzione internazionale con 4 paesi di lingua francese, Francia, Canada, Belgio e Svizzera, e più l'Italia con la RAI, ed è passato anche in RAI. Lo potete trovare in qualità molto bassa, molto scadente, anche su YouTube se cercate con attenzione. Il primo viaggio in Italia viene collocato alla fine della seconda puntata, ma viene mostrato l'arrivo a Rovereto, dove una folla esultante accoglie Mozart e lo accompagna fino in chiesa per sentirlo suonare. Poi da lì si passa direttamente a Milano e quindi a Bologna. Verona, che è sempre stata una tappa imprescindibile dei suoi viaggi italiani, invece non compare. Nel 1984 il film italiano più bello su Mozart è Noi tre di Pupi Avati, che raffigura Mozart come un adolescente che sta crescendo, che sta scoprendo i turbamenti anche delle attrazioni amorose, del sesso, e nello stesso tempo comincia a avere i primi sintomi di ribellione nei confronti della figura paterna. Ed è tutto concentrato nel soggiorno nella villa dei Conti Pallavicini a Bologna nell'estate del 1770 per prepararsi all'esame di ammissione all'Accademia di Bolognese con docente Martini, che qui è interpretato da Arnoldo Foà. Nel 1991 invece c'è un'altra produzione. 1991, attenzione, c'è il bicentenario della morte di Mozart. La televisione austriaca fa uno sceneggiato in 3 puntate di 60 minuti ciascuno e lo affida a un cecoslovacco che era fuggito dopo l'invasione di Praga del 1968, era stato uno dei protagonisti della Nova Vlna, della Nouvelle Vague cecoslovacca, di cui faceva parte anche Milos Forman, diciamo, e che aveva fatto dei film molto interessanti, molto belli, e poi una volta esule, mentre altri prendevano la strada di Hollywood e avevano successo, diciamo, lui si fermò nel mondo tedesco, più vicino quindi alla Cecoslovacchia, a lavorare soprattutto per la televisione. Era un grosso impegno economico, perché 3.500 comparse, 70 location, ma ovviamente non c'è Verona. Ci sono dei viaggi italiani, è presente soltanto la visita in Vaticano con l'incontro con il Papa e la copiatura di un canone a 9 voci che doveva essere assolutamente segreto, non doveva essere portato fuori dalle mura vaticane, che lui con solo ascolto riesce a riprodurre, e con un cenno al nomignolo Mozartini che era presente anche nelle lettere scritte da Verona nella versione di Kirchner del 1976. Qui finisce il discorso dei viaggi, ma il legame con Verona rimane in qualche modo nel rapporto tra Mozart e Salieri, che diventa centrale in numerosissimi film. Diciamo centrale, o comunque uno degli elementi narrativi che più spesso come un filo conduttore vengono portati e inseriti all'interno del film. È una storia che parte molto da lontano e parte con la fusione o la confusione di 2 dati storici documentati. Uno è del 1783 e del 1786, sono lettere di Mozart, del padre Leopold, che si lamentano per i maneggi che secondo loro Salieri sta facendo alla corte di Giuseppe II,
per impedire che possa diventare insegnante di musica della nipote dell'imperatore, o per il boicottaggio della prima viennese delle nozze di Figaro, elementi che poi ritornano in alcuni film. L'altro è del 1798, 7 anni dopo la morte di Mozart, dove il biografo Franz Niemeczek raccoglie questa testimonianza dalla vedova che riferisce una frase sentita da Mozart: so che devo morire, qualcuno mi ha dato acqua tofana. Ecco, tofana era il nome con cui veniva chiamata l'acqua avvelenata con l'arsenico, dal nome di una famosa avvelenatrice del Seicento che si chiamava Giulia Tofana, non a caso italiana, e quindi sono stati gli italiani, grandi avvelenatori, ad avvelenare Mozart. È l'inizio, dei primi indizi che vengono caricati sulle spalle del povero Salieri. Nel 1822, le voci si stanno diffondendo, secondo alcuni aneddoti biografici, Rossini avrebbe chiesto direttamente a Salieri in maniera scherzosa se era vero che era stato lui ad ammazzare Mozart, sentendosi rispondere: le sembro forse un assassino? Ecco. Nel 1823 invece un pianista e compositore ceco, non aveva nemmeno 30 anni, che era stato un allievo di Salieri, va a visitare Salieri, che è appena stato portato nell'ospedale dove poi concluderà i suoi giorni, e Salieri gli confida, secondo questa testimonianza che lui riporta e che poi viene ripresa da altri autori ottocenteschi: benché questa sia la mia ultima malattia, posso in assoluta buona fede assicurare che in quell'assurda diceria non c'è nulla di vero. Voi lo sapete, Mozart l'avrei ucciso io. E invece no, cattiveria, nient'altro che cattiveria. Ditelo voi al mondo, caro Moscheles, ve l'ha detto il vecchio Salieri, che fra poco morirà. Quindi in questo secondo decennio dell'Ottocento, in questi anni 20 dell'Ottocento, questa voce, quando Salieri è ultra settantenne ed è vicino alla morte, gira per Vienna, sempre più insistente relativamente alla sua presunta colpevolezza nella morte di Mozart. Come diceva John Ford, si sa che quando la storia diventa leggenda è sempre la leggenda a essere stampata e quindi a diventare prevalente. Nel 1824 le voci si diffondono talmente tante che compaiono degli articoli sulla stampa in difesa del buon nome di Salieri. Ad esempio sulla Biblioteca Italiana, giornale di letteratura, scienza e arte del settembre 1824, compare la lettera del signor Giuseppe Carpani in difesa del maestro Salieri, calunniato dell'avvelenamento del maestro Mozart. Settembre 1824, siamo prima quindi della morte di Salieri, pochissimi mesi prima. Allora, se un musicista, librettista, sente il bisogno, il dovere, che è quasi coetaneo di Salieri, che l'ha accompagnato per tutta la vita, sente il bisogno di difenderlo così pubblicamente, significa che evidentemente la voce cominciava a essere sempre più diffusa. E nello stesso anno, ad agosto, a Lipsia, quindi nel mondo tedesco, compaiono altri articoli sull'Allgemeine Musikalische Zeitung di lì. Ben due, uno il 19 agosto del 24, uno il 25 maggio del 1825. Ma la svolta avviene nel 1830, quando Pushkin, Alexander Pushkin, pubblica Mozart e Salieri. È una piccola tragedia in versi, il cui titolo di lavorazione era stato Invidia. E qui la storia cambia e da allora Salieri diventa ufficialmente un mediocre invidioso che ha avvelenato Mozart per gelosia del suo genio.
quello che lui non riusciva ad essere. Nel 1840 Anton Schindler, segretario di Beethoven, grande manipolatore dei quaderni di conversazione beethoveniani, scrive: Salieri sta di nuovo malissimo, è completamente abbattuto, delira che è colpevole della morte di Mozart e che gli ha dato veleno. Beethoven, che è stato allievo di Salieri, obietta: ma no dai, non può essere possibile, non può essere una cosa del genere. Ma il nipote Karl, figlio di un fratello di Ludwig, dice: ma no, è vero, va dicendolo anche lui che ha ammazzato Mozart, e quindi, diciamo così, un altro colpo viene dato. 1898, sempre nel mondo russo, Rimsky-Korsakov mette in musica La piccola tragedia di Pushkin. E ancora, quindi, maggior diffusione. 1914, la prima versione cinematografica diretta da Viktor Tusansky e Sergei Yuriev, Sinfonia di amore e morte. Film perduto, film che non si trova più, ne è rimasto soltanto il titolo. Ma la prima volta che Salieri appare come personaggio, diciamo, dedito a maneggi e a intrighi per denigrare Mozart, è in un film inglese del 1936, prima biografia sonora di Mozart, di Basil Dean, colui che gli dei amano, Whom the Gods Love. Ecco, la scena è con Salieri che compare davanti, viene interpellato dall'imperatore dopo che Haydn ha esaltato, decantato la capacità, il genio di Mozart, e l'imperatore chiede a Salieri che cosa ne pensa, e Salieri dà un giudizio dicendo: bisogna stare attenti, è molto giovane, poi non sempre quello che sembra è, insomma, dà un discorso interlocutorio. E poi in un'altra scena, quando c'è la cancellazione delle repliche delle nozze di Figaro di Mozart dal teatro, ecco il ghigno di Salieri, lo potete vedere, è quello proprio che ghigna di soddisfazione per questa cancellazione. Film italiano nel 1940, Melodie eterne di Carmine Gallone, e anche qui Salieri viene tratteggiato come invidioso e intrigante. Mozart è il Mozart più paffuto della storia del cinema, perché è interpretato da Gino Cervi, ha anche l'accento leggermente emiliano, romagnolo, diciamo, quindi alcuni critici lo definiscono un po' ridicola questa biografia, questo biopic di Salieri. Sicuramente mostra tutti gli anni che ha e tutti i difetti che aveva. Perché diciamo, siamo nel 1940, il fascismo imperante, i nomi vengono italianizzati, quindi Volfango, Amedeo, Mozart, e alla stessa musica di Mozart viene adattata da un bravissimo compositore di musiche per film, ma non è la stessa cosa della musica di Mozart, ed era Alessandro Cicognini il che aveva adattato queste musiche per il cinema, con effetti, diciamo, un po' devastanti rispetto alla colonna sonora. Ma vediamo una scena, sperando di riuscire.
Ecco, quindi vedete la raffigurazione che viene fatta. 1942, mondo tedesco sempre, la versione tedesca di Colui che gli dei amano, Wenn die Götter lieben, di Karl Hartl, che doveva essere il produttore, ma diventa anche regista per l'improvvisa malattia del regista che era stato incaricato. Salieri compare come citazione, diciamo, non c'è un personaggio che interpreta Salieri, ma viene continuamente evocato come se lui dovesse essere il punto di riferimento che deve controllare e verificare la qualità della musica di Mozart. Nel 1948 questo film viene portato in America, ma proprio preso letteralmente, nel senso che prendono la pellicola e cominciano a distribuirla negli Stati Uniti. Soltanto che qui viene fatta un'operazione di manipolazione molto seria, cioè vengono tolti 40 minuti, ne vengono aggiunti 20 che riguardano in particolare il personaggio di Antonio Salieri e della sua amante Winton Graff. Il film non è vedibile, non se ne trova, ne esiste soltanto una copia in VHS in America e non sono riuscito a reperirla. 1955, sempre Karl Hartl e sempre diciamo, una citazione di Salieri che compare. Poi arrivano i russi che riprendono tutti quei filmati, quelle versioni di Rimsky-Korsakov. Nel 58 una versione televisiva, nel 62 una versione musicale, di teatro musicale, nel 71 sempre una versione televisiva a colori per la TV russa, dove Salieri viene raffigurato molto più vecchio di quello che era in realtà. Blue Val lo rappresenta così, invidioso. Poi nel 95 arriviamo a una versione italiana ed è Gio D'Amato, Aristide Massacesi all'anagrafe, che in quegli anni si era convertito al cinema pornografico e quindi Amadeus diventa protagonista di un film pornografico, ma anche Salieri. Questa è l'immagine più pudica che ho trovato, quindi diciamo non vi mostro altro. Poi c'è Amadeus di Milos Forman, volevo farvi sentire qualcosa, il tempo però è tiranno. Sì, ma non c'è... Allora proviamo a sentire un attimo quantomeno l'inizio del film, che è straordinario, e quindi facciamo sentire proprio questo. Incrociamo le dita che tutto vada per il meglio. Eccolo. Dice Mozart, perdonami, sono stato io ad ucciderti. Ed ecco, diciamo il film purtroppo lo vediamo così. Per concludere, diciamo, faccio mia una battuta che è circolata nel tempo e che dice: se Salieri non ha assassinato Mozart, sicuramente Pushkin ha assassinato Salieri. Grazie al dottor Beltrame. Una piccola nota. Ricordo che ero adolescente e vidi lo sceneggiato di Blue Val, che era interpretato da un francese da parte di Mozart. Sì. Ed è assimilabile allo sceneggiato di Castellani su Verdi, dove era invece un inglese, Ronald Pickup.
e c'erano tutte queste inquadrature in questa cinematografia stile Derrick, cioè primi piani lunghi, eccetera. Però perché i televisori, gli schermi televisivi erano ancora piccoli, quindi bisognava ecco, però hanno avvicinato il grande pubblico un po' alla conoscenza e all'interesse. Diciamo, la RAI è stata maestra nell'avvicinare con queste biografie alle grandi figure artistiche, letterarie e musicali, sicuramente. E poi questa tradizione è passata anche all'estero, soprattutto la BBC, ma anche i francesi avevano una linea grande. Grazie. Adesso la parola a Giampaolo Marchi, professor Marchi, che ci parlerà di una corrispondenza mozartiana in capitolare. Prego. Buonasera. Risale ormai alla fine dell'Ottocento. La monumentale storia letteraria paleografica della Biblioteca Capitolare di Verona, pubblicata dall'insigne bibliotecario Giovan Battista Carlo Giuliari. Lo studioso che intendesse portare avanti la magnanima impresa può ora avvalersi, tra l'altro, dell'imponente fondo d'archivio in cui si conserva la corrispondenza intercorsa tra i bibliotecari e gli studiosi in anni successivi, a partire dal 1899. Tra i bibliotecari che dispiegarono la loro attività in anni successivi, un posto particolare merita Monsignor Giuseppe Turrini, Castelrotto di Valpolicella, 1889, Negrar, 1978. Responsabile della capitolare dal 23 febbraio del 22. Universalmente noto, il Turrini è stimato per la sua perizia non solo in campo paleografico ma anche musicologico. Particolarmente fecondo fu il suo rapporto con l'Accademia Filarmonica, della cui biblioteca fu nominato direttore nel 1928. Nel 1941 pubblicò un importante volume sul patrimonio musicale antico della gloriosa istituzione accademica. Larga impronta, anche in ambito didattico, lasciò nella sua attività di maestro di cappella del Duomo di Verona. Non sorprende quindi che tra i suoi corrispondenti figuri un'illustre personalità del mondo musicale europeo, come Bernhard Paumgartner, celebre studioso editore di una fortunata biografia di Mozart, tradotta in italiano per l'editore Einaudi da Carlo Pinelli e pubblicata nel 1956. In questa occasione intendo soffermarmi su una lettera inedita conservata in capitolare, relativa appunto del Paumgartner. La lettera, dattiloscritta su 2 facciate con firma autografa, reca l'intestazione professor dottor Bernhard Paumgartner, Firenze, piazza San Francesco di Paola 4, ed è datata 20 del novembre 1940. Tutti ricordano che nel giugno del 40, appunto, di quell'anno, l'Italia aveva dichiarato guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. Le ostilità sul fronte occidentale durarono pochi giorni e costrinsero la Francia a un umiliante armistizio, accompagnato da parte italiana da atti di rivalsa che giunsero a investire l'epoca napoleonica. Questo, ad esempio, è il tenore di una lettera, sempre tra le carte della capitolare, inviata il 29 novembre del 40 dal prefetto di Verona al direttore della biblioteca capitolare, presso la curia vescovile, non si fa il nome peraltro. Pregasi fare ricerche per stabilire se e quanti fondi archivistici o singoli documenti aventi carattere nazionale siano asportati nel periodo napoleonico o si trovano tuttora presso istituti culturali francesi, dandone comunicazione in modo particolareggiato a questa prefettura. La presente ha carattere di urgenza, cioè in pratica si organizzava a livello internazionale il ritorno delle cose, le opere d'arte italiane confiscate a suo tempo dai francesi al tempo di Napoleone.
Ben diversa è peraltro l'aria che si respira nella veneranda biblioteca capitolare, frequentata da filologi di livello europeo. Si vede come lo stato di precarietà e incertezza dovuto alla guerra venga apertamente deplorato nella parte finale della lettera di Baumgarten, sopra richiamata. Del resto i sentimenti dello studioso austriaco emergono da alcune particolari scelte di vita, come appunto recarsi stabilmente a dimorare a Firenze dopo l'Anschluss del 1938 in cui fu forzosamente unita l'Austria fu forzosamente unita alla Germania nazista. Vorrei ringraziarvi, scrive il Baumgarten all'egregio reverendo, vorrei ringraziarvi ancora tanto per le vostre immense e sincere gentilezze che mi avete fatto per la mia venuta a Verona. Tutte cose che mi avete fatto vedere hanno lasciato in me grandi impressioni, eccetera. Vi accludo la data del diploma dell'Accademia Filarmonica per il giovane Mozart, fatto maestro di cappella, non accademico filarmonico. Si tratta di una donata del 5 del mese di gennaio 1771, in cui appunto, che qui è stata pubblicata poi integralmente e scrupolosamente dal Turini, questa pratica, diciamo, della nomina di Mozart a maestro di cappella della Filarmonica, che non occorre qui ripeterla perché è già, come dire, largamente risaputa. Si fa riferimento inoltre in questa lettera al signor Lugiati, dopo che un certo signor Zaccaria con un sonetto aveva lodato la figura di Mozart, con una epigrafe anche del Meschini: Amedeo Mozart, dolcissimo, puero et elegantissimo lirite, musicista, Antonius Maria Meschini Veronensis, con una piccola poesia. Questa è sempre la trascrizione di Baumgarten. Poi c'è una cosa interessante che segue, che riguarda un aspetto tecnico, ma la fama e lo spessore delle persone che vi sono coinvolte supera di gran lunga questo aspetto tecnico, come vedremo. Vi prego di ordinare per me l'apparecchio da voi inventato, cioè Baumgarten vorrebbe questo apparecchio legato alla macchina fotografica. Il fabbricante mi farà sapere la spesa, eccetera, eccetera. Sono pronto a pagare in anticipo. Si trattava di un apparato, diciamo, applicato alla sua inseparabile Leica, che Turini appunto usava per riprendere soggetti particolarmente di carattere artistico o letterario o documenti d'archivio. Vi prego di ordinare per me appunto questo apparecchio, che mi sarebbe veramente molto utile e gradito. Il fabbricante mi farà sapere la spesa, eccetera. Mio libro su Mozart, edizione tedesca, Berlino 1940, Atlantis, verrà ora pubblicato in italiano, Torino Einaudi, e il primo esemplare sarà per voi, come segno della mia sentita gratitudine. Poi menziona anche un collega illustre, il professor Erich Schenk, ordinarius e primo musicologo dell'Università di Vienna, direttore del Musikwissenschaftlichen Seminar, mi ha scritto il suo vivissimo interesse per il vostro catalogo della Biblioteca Capitolare. È un catalogo manoscritto che è rimasto tale e che per ordine alfabetico, diciamo, è una specie di incipitario di tutte le opere conservate nei codici della Capitolare. E ha manifestato vivissimo interesse per questa opera. Spero di venire dopo Natale in Italia e forse possiamo trovare una bella possibilità di pubblicazione. Purtroppo è un po' difficile in Germania. Ora non manca la prontezza, non manca la buona volontà, non manca il denaro, ma la carta è rara. Gli effetti della guerra si facevano sentire. Anche la seconda edizione in tedesco del mio Mozart, già da gran tempo stampata, non è ancora uscita. Motivo: manca la pago per il legatore. Vi prego di accettare le mie espressioni, eccetera. Ricordo qui altri messaggi significativi indirizzati a Turini tramite il Teatro Filarmonico.
una cartolina postale con affrancatura regolare, insomma, da Berlino, emittente è il dottor Erich Müller von Azow, che aveva la sua sede a Berlin-Charlottenburg in Kantstraße 153. E lui è interessato, questo studioso von Azow, è interessato alla storia della presenza di Mozart a Verona e sarebbe interessato ad avere benötige Angaben über den Sänger der Oper Il Ruggero. Vorrebbe sapere, insomma, notizie sull'opera Il Ruggero data dall'Accademia Filarmonica a Verona, appunto nella presenza dei Mozart. E vorrei sapere qualche cosa sul compositore dell'opera e poi qualche cosa sulla partitura e sul libretto. E sarò grato di una sollecita risposta. Appunto, si sono conservati il libretto e la partitura, si chiede, eccetera. Se fossero note lettere di Mozart in biblioteche italiane o in collezioni private, ne sarei molto obbligato per una contestuale trasmissione. Altri messaggi sono inviati direttamente a Monsignor Turini, soprattutto da parte del dottor Wolfgang Hagemann, di cui si conservano molte lettere. Per quanto riguarda la posizione in merito alla guerra, ricordiamo una cartolina postale spedita da Fabriano del 40, in cui auspica una vittoria finale rapida, coronata da una pace giusta e duratura, tra virgolette, scrive in italiano. Tale prospettiva, un po' troppo ottimistica, fu negata dagli eventi successivi che videro coinvolti nelle più alte sfere della Wehrmacht questi studiosi come Hagemann. Nella lettera del 31/10 del 43, inviato da una località vicino a Roma, scrive infatti: personalmente sto bene, al Turini, cui è molta familiarità, ma potete immaginarvi la mia pena di dover vedere da vicino questi avvenimenti tristissimi in Italia dopo l'8/9, dopo l'8 settembre, insomma. Ho cercato di fare tutto il possibile per calmare gli animi e per lasciare ritornare la calma e l'ordine, e credo che la mia opera, prima come interprete presso il generale germanico a Roma e adesso presso il maresciallo Kesselring, comandante delle truppe germaniche nel sud, non è rimasta senza successo. È interessante anche la lettera, sempre legata anche all'aspetto tecnico di questo famoso apparecchio che non sono riuscito a ritrovare nella biblioteca capitolare e che però la cui esistenza peraltro è stata testimoniata dal signor Francesco Graziani per lunghi anni, decenni, restauratore dei codici della biblioteca capitolare, che diceva appunto che il Turini aveva escogitato questo sistema per una migliore qualità delle fotografie e soprattutto anche di documenti d'archivio, e c'è una lunga discussione se per fermarlo sul piano si possa mettere una puntina da disegno, eccetera, oppure no. Grandi problemi molto seri, insomma. Turini usava frequentemente questa macchina fotografica anche per rispondere alle cortesie di studiosi, come quella in una lettera del 1941 da via Marsala di Verona di Giovanni Mardesteig, che dice: io sono il suo debitore perché ha ricevuto un pacco di fotografie dell'opera calligrafica del Giovan Francesco Cresci, che è un calligrafo del 1500 e la seconda metà del 500. Non sappiamo come ringraziarla di questo stupendo dono. Abbiamo guardato e riguardato le sue bellissime fotografie con grandissima gioia, ammirando l'arte del Cresci e non meno la sua maestria nell'arte fotografica, ma pensando a quante ore del suo tempo prezioso lei ha dovuto dedicare alla riproduzione del gioiello cinquecentesco, mi trovo alquanto imbarazzato. Io sono il debitore, oppure, se lei vuole, il suo scolaro, in rebus magicis della Leica, semplicemente grato alla sua grande bontà.
Il prestigio di Monsignor Turrini è testimoniato anche dalla lettera del 25 maggio 1942 inviatagli da Salisburgo dal dottor Erich Valentin, segretario generale del Mozarteum, per chiedere la sua partecipazione del Turini, a una miscellanea in onore del già citato Müller von Azov, in occasione del suo 50° compleanno. E con questo io avrei anche concluso la mia, lo lascerò naturalmente per gli atti, se auspicabilmente si faranno, alcune battute, alcune righe della biografia di Mozart e von Nissen relative appunto agli omaggi dedicati al giovane Mozart a Verona. Dopo tanti anni scrive, dall'apparire della prima edizione, scrive nel 1967 il Baumgartner. Dopo tanti anni dall'apparire della prima edizione possiamo prendere atto con riconoscenza che la figura umana, l'opera, il prodigio sonoro della musica di Mozart sono cresciuti oltre ogni aspettativa nel mondo dello spirito. Malgrado gli orrori della guerra, le confusioni politiche e tutte le inquietudini del nostro tempo, l'immensa grandezza di quest'opera, la forza logica e la profondità della sua estrinsecazione ha mantenuto viva, con forza di convinzione sempre maggiore, la fede nell'esistenza di quell'ordine superiore che noi vediamo prefigurato come un annunzio divino nella perfezione della musica di Mozart. Grazie. Grazie a Giampaolo Marchi per la relazione che dal piano filologico ci apre anche squarci di storia culturale e politica davvero significativi. Il tema su Mozart, ad esempio, durante gli anni del Terzo Reich nella Germania nazista, Mozart non era ritenuto uno dei musicisti più organici, secondo l'ideologia imperante, per una serie di ragioni che non vi sto a dire. Addirittura ebbero a disquisire del cognome, fare dei giochetti di parole, e invertendo le vocali, quindi alcuni arrivando a ipotizzare altre cose. E nonostante questo l'interesse dei dotti, degli umanisti era forte e peraltro tra i direttori sicuramente già operanti all'epoca c'era il celebre Karl Böhm, che poi fu grande ed era già grande interprete mozartiano a Vienna, grande direttore e sicuramente uomo se non gradito, allineato nella circostanza, come altri per esempio, della situazione, circostanza politica dell'epoca. Però certamente Mozart non era così funzionale a quella che era la propaganda culturale di quel regime. Ora abbiamo le ultime 4 relazioni, io inviterei, se possibile, gli ultimi 4 relatori ad accomodarsi al tavolo, così siamo già pronti a proseguire i lavori. Grazie Giampaolo. Laura. Tocca a me? O alla Laura? No, tocca a me? Ascoltami. Va bene. Deve essere rosso o verde qui? Rosso. Rosso? Rosso, sì. Va bene, d'accordo. Allora tu mettiti qua e Villani là. Così almeno siamo già pronti e finiamo in gloria. Ecco, allora aspettiamo che la dottoressa Maria, prego Paola. Bene, la parola va ora alla professoressa Daniela Zumiani che ci parlerà dei Mozart ospiti a Verona in casa Lugiati. Prego. Innanzitutto mi complimento con la presidenza dell'Accademia per aver promosso questo incontro, questa giornata di studi che non è la prima volta e sicuramente i relatori sono messi nella condizione, almeno io, di approfondire un tema che
così rimane spesso in superficie e invece poi approfondito può portare anche a una conoscenza di un momento della storia della città che sicuramente ha influenzato poi le vicende successive. Io mi soffermerò in modo abbastanza sintetico su quella che è stata una situazione che ha vissuto Mozart all'interno della città, prendendo in considerazione semplicemente gli spazi, ma quegli spazi che comunque una volta abitati da una persona e una volta entrati nell'immaginario collettivo possono assumere un significato, perché i luoghi, lo sappiamo, hanno anche un'anima. E quindi specificherò quali sono gli spazi, qual è la storia di quella casa nella quale Mozart è tornato più volte e con piacere. Io ho portato alcune immagini riferite ad una situazione che è la Verona della metà del Settecento. Qui non è possibile vederle con molta precisione, ma ci sono in queste restituzioni grafiche tutta una serie di aspetti che hanno a che vedere anche con un clima della Verona del Settecento. Una Verona che è stata influenzata sicuramente dalla figura del Maffei e quindi dai rapporti internazionali e da quella che è la cultura dei lumi, e che ha trovato un terreno fertile nella città sia nell'ambito della nobiltà ma anche nell'ambito di una fascia sociale che potremmo chiamare borghese, fatta di commercianti, di mercanti, di impiegati anche legati ad attività di tipo amministrativo, che con Mozart hanno avuto contatti molto significativi e continuativi. La figura chiave di questa trasformazione della città del Settecento, che è anche alla base dell'arrivo di Mozart e dell'accoglienza che ha avuto all'interno della città, è ovviamente Scipione Maffei, e passo molto velocemente perché i tempi sono molto stretti. Prima dell'arrivo di Mozart e grazie proprio alla presenza del Maffei, a Verona prendono consistenza tre importanti e moderne realtà culturali, chiamiamole così. Ovviamente ci sono anche tante altre situazioni, ma queste sono quelle finalizzate, funzionali a quanto vi voglio andare a dire. E le realtà culturali hanno a che vedere con la musica, con le arti visive e con gli studi scientifici. Quali sono queste tre realtà? Ovviamente il teatro, che nasce finanziato dall'Accademia Filarmonica, che nel 1716 inizia ad essere costruito sul progetto del Galli Bibbiena. Nel 1932 c'è la prima rappresentazione, ed è una rappresentazione teatrale, la Fidanninfa, scritta dal nostro Maffei, musicata da Vivaldi, musicata da Vivaldi. Purtroppo il teatro si incendia nel 1949, ma viene prontamente ricostruito nel 1954, è inaugurato una seconda volta. Quindi c'è anche tutta una situazione piuttosto complessa da un punto di vista delle relazioni, ma anche delle trasformazioni della città, perché alla metà del Settecento, proprio nel momento in cui il teatro prende ruolo all'interno di questa realtà veronese, nasce poco dopo l'Accademia della Pittura grazie all'attività di Giambettino Cignaroli e poi della sua famiglia, e l'Accademia di Agricoltura, che viene istituita nel 1768. Ecco, queste sono le tre fondamentali attività che di fatto segnano la cultura dell'epoca. Qui vi mostro l'immagine di una delle pubblicazioni, delle prime pubblicazioni uscite dall'Accademia di Agricoltura, che era stata istituita proprio per incrementare gli studi sulle tecniche per far funzionare l'agricoltura, e quindi con una funzione economica ma anche scientifica nello stesso tempo.
Questo è il frontespizio del libro scritto da Giambattista Spolverini. Gli Spolverini sappiamo poi essere uno di questi personaggi che costituiscono quel plafond di chiamiamola nobiltà illuminata che segna la cultura veronese proprio del periodo. Mozart arriva quindi in un momento, sappiamo che arriva a Verona per la prima volta tra il 1769 e il 1770, i dati li ho tratti dalla pubblicazione. Ovviamente sono dati che erano noti e che Brenzoni, tra i primi, Raffaello Brenzoni aveva esaminato e aveva pubblicato, ripresi poi in modo molto puntuale dal professor Marchi e recentissimamente, cioè ieri, è stato edito un volume, pregevolissimo volume, su quelle che sono state le presenze del nostro Mozart a Verona e le persone che Mozart ha incontrato. Il professor Marchi mette in un contributo di alcuni anni fa, mette in evidenza come la società veronese all'epoca fosse divisa in due situazioni. Una, direi, che è un po' alla base di una realtà molto superstiziosa, che ha a che vedere con figure legate alla tradizione, mentre un'altra è molto più illuminata ed è appunto quella, come vi ho detto, che in qualche modo fa riferimento alla figura di Scipione Maffei. Qual è la nobiltà illuminata? E sono le persone che vengono nominate nelle lettere dei Mozart e che i Mozart incontra. Il marchese Alessandro Carlotti, Cesare Carlotti, censore dell'Accademia Filarmonica all'epoca, il conte Giovanni Carlo Emilei, segretario dell'Accademia Filarmonica, quindi personaggi legati appunto all'Accademia Filarmonica e quindi attivi nell'ambito del teatro e della musica al teatro filarmonico, il conte Giusti del Giardino, che peraltro ospiterà a colazione Mozart, e lo stesso Mozart, Leopold, in una delle sue lettere lamenta il freddo che ha patito mentre era a colazione da questo nobile signore. Poi c'è Carlo Luigi Pindemonte, ve li leggo perché poi sono quei personaggi che sappiamo comunque essere ruotanti attorno alla realtà del filarmonico. Sono anche questi nobili molto attratti dal mondo dell'illuminismo e lo documentano le campagne, i cicli di affreschi dell'epoca. Vi mostro questo che era in Palazzo Giusti del Giardino e che evidentemente i Mozart hanno visto, con uno dei temi che è caratteristico dell'illuminismo, della pittura del Settecento, che è il tempo scopre la verità, con tutta una serie di elementi iconografici che mostrano come quello che è il passare del tempo possa alla fine rendere evidente quella che è stata la situazione reale, così come si è verificata. Cioè anche questa tematica è una tematica che è da considerare illuminista, in quanto mette in evidenza come superare i tempi bui. Ci sono alcuni elementi iconografici come la clessidra, come il globo, che denotano come la verità sia superiore a tutte le cose del mondo e di loro più preziosa. Queste tematiche sono ben evidenti e ben ovviamente conosciute e corrisposte dal nostro giovane visitatore, come qui è il trionfo di Aurora, anche la luce che viene ovviamente svelata e con tutta la parte legata alla notte, al buio, al Medioevo, che è rappresentata dai pipistrelli. Qual è l'altra diciamo, fascia sociale che ha con Mozart dei legami importanti e che sicuramente è
attrice anche dell'arrivo di Mozart. Sono personaggi del mondo borghese impegnati quasi tutti in ambiti artistici e scientifici, oltre che culturali. Penso a Zaccaria Betti, per esempio, alla nostra Accademia. È una tipologia di personaggi che non è volta tanto alla nobilitazione attraverso un titolo nobiliare, come alcuni lo sono all'epoca. Penso a alcuni mercanti che mirano proprio ad ottenere il titolo nobiliare, altri, come quelli che prendiamo in considerazione, invece mirano ad altro, vogliono un titolo di tipo culturale. Ecco, non è escluso che questi illuminati, quelli con cui viene a contatto Mozart, siano ispirati a principi massonici che si stavano affermando, e sappiamo che Mozart fu certamente membro della Libera Muratoria e la sua concezione della vita e dei rapporti umani rispecchia uno spirito e i valori universali basati sulla libertà, l'uguaglianza e la fratellanza, principi fondamentali della massoneria. Chi sono i personaggi? Su alcuni sono stati fatti degli studi approfonditi, su altri mancano ancora degli approfondimenti che spero nei prossimi anni si possano fare. Uno è Francesco Maria Ragazzoni, mercante, residente in San Quirico. I tre personaggi chiave sono tutti provenienti dall'area di San Quirico, peraltro. L'area di San Quirico, al contrario di San Quirico, è quella centrale, quella dove oggi passa via Mazzini, per intenderci, che va verso la zona dell'anfiteatro. Ecco, interessante Michelangelo Locatelli, che è un ricco commerciante, è pronipote di Giacomo Locatelli, un pittore vissuto nel XVII secolo, e soprattutto, ecco, questo è un dato curioso che penso meriti una considerazione anche approfondita, la moglie Caterina Biancolini, figlia di Giovan Battista Biancolini, che è l'autore delle notizie storiche sulle chiese di Verona, autore che peraltro era stato snobbato dal Maffei. Cioè, sono personaggi che mirano ad affermarsi all'interno del contesto sociale attraverso la loro produzione, la loro ricerca, il loro fare storia e approfondire la conoscenza, anche se non hanno alle spalle una profonda istruzione, proprio perché vengono da una realtà borghese, e lo snobismo che c'è nei confronti di questi personaggi lo incarna benissimo Scipione Maffei, che del Biancolini non ha avuto nessuna stima sostanzialmente, perché privo di cultura. Però questo non ha scosso minimamente. Perché è importante? Michelangelo Locatelli è quindi il genero del Biancolini. Il Biancolini muore nel 1780, non è detto che Mozart non lo abbia incontrato, sicuramente ha contatti con questo mondo. E soprattutto l'altro personaggio, quello su cui oggi mi soffermo di più, è Pietro Luggiati, e il padre di lui, Francesco. Francesco è funzionario della Serenissima, Pietro invece vive in famiglia e forse, diciamo così, spiritosamente mora nobilium, cioè si occupa di attività culturali, è nominato maestro di putti, ha comunque una buona cultura. Il professor Macchi ne dà un ritratto molto puntuale ed oggettivo. Ecco, mi piace ricordare quello che è stato detto ieri alla presentazione del libro curato dal professor Magnabosco. L'autore del saggio Fisogni e lo stesso presentatore ha notato come questo ritratto che è stato fatto e voluto da Luggiati nella sua casa, ed è tra l'altro l'occasione perché Pietro Luggiati incontri il nostro Mozart, sia una sorta di selfie dello stesso Pietro Luggiati, fatto però senza la presenza di Pietro Luggiati. Ma dov'è allora Pietro Luggiati? Pietro Luggiati è in tutti quegli aspetti che hanno a che vedere con la testimonianza della sua scultura, ovvero gli strumenti musicali, ovvero lo spartito musicale, ovvero ospitare in casa propria un personaggio di cui si capisce, si intuisce
di cui non si ha certamente la considerazione internazionale c'è, ma non è ancora ai livelli che poi diventerà, ma di cui si ha ben coscienza dello spessore culturale, del peso culturale, è in qualche modo essere coinvolti all'interno di una relazione che è una relazione che dà anche a colui che la chiede una grande gratificazione. Questo tipo di rapporto continuerà nel tempo, tanto che durante i viaggi che i Mozart faranno in Italia faranno sempre una tappa a Verona, a casa dei Luggiati, perché scenderanno sicuramente la prima volta al Due Torri, ma nel secondo viaggio, al ritorno del primo viaggio, nel secondo viaggio e nel terzo viaggio si fermano dai Luggiati e dormono, pranzano e dormono a casa dei Luggiati. Quindi c'è ovviamente una situazione che dà loro gradevolezza anche nell'abitare in questo luogo, penso io anche da un punto di vista degli spazi, anche se poi forse non sono così importanti, ma tenuto conto che avevano freddo negli altri posti, forse qui stavano un po' meglio. Ecco. Allora, dove si trova la casa dei Luggiati? Qui ci ha dato una grande mano il nostro Brendoni, il quale la individua esattamente sulla base di documentazione successiva al Settecento, cioè del primo Ottocento, ed è in questa zona. Io vi ho fatto un'immagine tanto per collocarla. Questa è la zona del palazzo attuale delle Poste. Qui dove vedete questo spazio verde, semiverde, è quello che resta di quello che fu un orto botanico, e questo spazio che ho circondato è un angolo di quelli che erano gli edifici che facevano parte di quelle strutture scaligere del grande orto, del grande broilum che Cansignorio nel 1364 aveva fatto costruire all'interno della città. Vi passo l'immagine, ecco, questa è un'immagine del catasto napoleonico con il numero individuato da Brendoni, 1327. Ma il 1327, come vedete qui, è abbastanza generico come numero. Sappiamo che in quest'angolo vediamo tutta una serie, e siamo nel 1817, 16-17, 1770 invece erano le date in cui erano venuti i Mozart. Eccolo, questa quindi, così genericamente, è l'area dove c'era la casa dei nostri Mozart, dei nostri Luggiati che ospitarono i Mozart. Vediamo un po' di storia di questo luogo, anche per capire quella che è una realtà che oggi sembra del tutto scomparsa. La carta più antica che ci restituisce la situazione della città nel periodo post-scaligero, ma che in qualche modo restituisce anche la parte scaligera, è quella ben nota della metà del 400. Ho preso la carta, l'ho ingrandita e vicino ho preso la restituzione che ne ha fatto Sandri nel 1931 e diciamo che quasi si possono sovrapporre le due cose, e penso che si possa chiaramente capire come le linee rosse è la viaria, questa continua è via Corso Sant'Anastasia, il Decumano Massimo per intenderci, qui da Sant'Anastasia è via San Pietro Martire, qui dove si incrociano questi tratti di strada che non sappiamo esattamente come si muovessero, li ho ipotizzati sulla base di quanto dice Sandri e di quanto mi sembra di vedere dalla tipologia degli edifici, si incrociavano in questo punto dove partiva il ponte cosiddetto nuovo, che non è dove c'è quello di oggi, ma era molto più a monte, era più a monte, cioè alla fine di questa strada che ancora esiste peraltro. Infatti, ve la faccio vedere, questa è la carta dell'Albagià,
queste sono le aree occupate dal Palazzo Scaligero di Cansignorio e questa è la strada che porta a quello che era l'antico ponte, perché il ponte oggi si trova qui. Perché non è così lineare? Perché in realtà Sandri trova che esiste un muro di età scaligera, o forse anche precedente, che taglia esattamente questo isolato, che è quello di via Cappello, qui c'è la casa di Giulietta, la cortile della casa di Giulietta, che taglia esattamente questa zona. Se Cansignorio ha fatto nel 1364 una ridefinizione dei palazzi, fortificandoli, nella parte soprattutto del giardino, vi ricordo che contemporaneamente viene costruito anche Castelvecchio e là ci va una parte della famiglia, qui ce ne sta un'altra e siamo in una situazione che da un punto di vista della dinamiche sociali e dei litigi all'interno della famiglia stessa non sono tra le più favorevoli. Quindi il fatto che fortifichi tutta questa zona chiude anche tutte le strade di passaggio. Noi oggi ci troviamo con delle strade che durante il periodo in cui arriva Mozart sicuramente non esistevano, perché erano all'interno di una realtà chiusa, fortificata sostanzialmente. Il muro che vedete qui, che è quello segnato nella carta nella restituzione del 31 del Sandri, in realtà esiste ancora. Ed è questo. Non è un'invenzione di Avena questo, ma esisteva ed è sempre esistito. Non sappiamo esattamente se faceva parte dei muri che aveva costruito Cansignorio o se era precedente o se è stato fatto, probabilmente è l'età di Cansignorio. Però questo era il muro e quindi è un muro che però appena prende poi... Chiaramente c'è la caduta degli Scaligeri, arriviamo con Venezia e nel periodo veneto l'attuale area che sta tra questa parte, la via che c'è oggi davanti al Teatro Nuovo per intenderci e che sta alle spalle di via Cappello e quindi dell'area della Casa Giulietta, vedete questa grande torre è la torre della cosiddetta Casa di Giulietta. Qui dietro ci sono tutte le stalle e ci sono anche i casoni e i forni delle milizie venete. Nel frattempo si è costruita un'altra strada, rimangono però chiuse completamente questa strada e questa strada. Non si arriva quindi al Ponti e a Sant'Anastasia direttamente dalla zona delle piazze dei mercati. Nel 1750 il Comune di Verona incomincia a pensare di riordinare questa parte perché chiaramente ha avuto tutta una serie di devastazioni oltre che gli incendi. Quindi per ridurre gli stalloni bruciati, vado avanti velocemente, abbiamo trovato tutta una serie di progetti della Vesani, vado più velocemente e abbiamo poi nel 1720 la realizzazione del Palazzo del Territorio. È il palazzo dove Luggiati poi prenderà una parte, comprerà una parte. Io ho trovato, ve lo mostro velocemente, poi magari quando... Se riusciremo a pubblicarlo vi porterò anche tutta la parte grafica che ho ricostruito. Devo a un disegno dell'architetto Miglioranzi la restituzione di quello che è il Palazzo Prefettizio con tutte le divisioni interne dei vari spazi, divisioni interne che ci consentono, sulla base della documentazione portata dal Brenzoni, fatta nell'Ottocento, rapportata a quella che è la realtà della pianta del 1729,
trovare esattamente dove era la casa dei nostri luggiati. Perché? Perché questo è un dato che aveva trovato, che aveva segnalato il professor Marchi. Sappiamo dov'è la chiesa di Santa Barbara, qui è individuata, Biancolini ne parla, e quindi sappiamo che, e questo è anche molto interessante, sappiamo che i luggiati arrivarono sicuramente prima del 1757, ma probabilmente tra il 50 e il 57, perché verosimilmente attorno agli anni 50 parte del palazzo venne venduto, viene alienato. Perché lo sappiamo? Perché Biancolini riferisce che le monache che stavano nel vicino monastero di San Salvatore Cortereggia, essendo situato il monastero alle sponde del fiume Adige, per la strabocchevole inondazione che nel medesimo fiume il D 1 settembre 57 successe, le monache costrette furono a uscire e finirono nella casa dei luggiati vicino alla chiesa di Santa Barbara. Quindi la chiesa del 57 c'erano anche i luggiati, i quali ovviamente, e qui lo riporta sempre Biancolini, non fanno altro che farsi la loro. Si sono promossi anche lì, quindi già questo è un dato molto... Quali sono gli spazi comprati? Lo sappiamo appunto dalla documentazione a ritroso, perché ne vendono una prima parte, una seconda parte, sono tutti documenti che mi indicano le parti, dandomi i confini, per cui tutto questo spazio era stato acquisito dai luggiati, che nell'anno in cui arrivò Mozart ovviamente avevano a disposizione tutto questo. Vi ricordo che nel Palazzo del Territorio, oltre alla chiesa, c'erano anche sale per i teatri, per i concerti, molto probabilmente non sono le stesse che vennero usate, ma non lo sappiamo, dai luggiati, che sicuramente comunque ospitarono Mozart anche per un concerto con un concorso di persone. Sempre il professor Marchi ha trovato questa informazione. Nel 1780 abbiamo un altro disegno che ci restituisce la situazione della viaria. Come vedete, questa è la via oggi Cairoli, che si blocca all'altezza del Palazzo del Territorio, e oggi qui c'è un parcheggio, e qui in questa parte ci sono alcuni edifici, e più vicino c'è Piazza Navona. Eccola qui la pianta del 1816, con anche una pianta dell'orto botanico, perché nel 1801 la parte dell'ex orto prefettizio viene data in gestione all'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, che lo trasforma in orto botanico. Una lunga storia, anche questa tipicamente veronese, perché non sono mai riusciti a capire di chi era la proprietà definitiva. Ne sappiamo qualcosa. Nel 1817 viene aperta la via, il collegamento con il Ponte Nuovo che vi avevo detto prima. Se andate, le vedete ancora oggi, c'è la targa che lo ricorda, messa nel 1817. Nel frattempo la parte del Palazzo del Territorio, in parte venduta, viene costruita anche su questo lato, viene allungato, ma vengono costruite anche dei blocchi di casa in questo luogo. Questo poi elemento che vedete ottagonale venne fatto fare dall'Accademia di Agricoltura per diventare una sede di misurazioni meteorologiche, mentre questi due edifici sono un albergo progettato, l'uno l'iniziale dal nostro Barbieri e completato nel 1837 dal Ronzani. Il Ronzani presenta disegni nella sede della Commissione d'Ornato, noi li abbiamo e vediamo che il disegno presentato da Ronzani, eccolo qui, questa è la parte che aveva realizzato in parte il Barbieri, che viene completata appunto Ronzani con queste facciate. Vediamo che nella fotografia del Novecento, fine Ottocento, vengono restituiti, sono ancora presenti. Questa che vedete invece è il Palazzo del Territorio, sul quale era intervenuto il nostro Perotti. Velocemente gli esterni su quali era intervenuto Perotti, la parte che qui sta verso Piazza Viviani attuale,
Navona. Questa invece è la facciata del Perotti all'interno del Palazzo del Territorio, dove vedete ci sono ancora delle separazioni in legno. Cioè, si entra nel Palazzo del Territorio ma attraverso una sorta di porta in legno. Una foto vista dall'alto di quella che era la realtà all'inizio del Novecento. Come vedete sono tutti palazzi scaligeri più o meno raffazzonati, aggiustati con tante finestre in più, un po' quello che era successo al Palazzo della Provincia che abbiamo in alcune fotografie prima degli interventi di Avena, e questo è l'edificio fatto e dal Barbieri, completato da Ronzani. E questa è una bellissima fotografia che io adesso propongo anche da utilizzare eventualmente attraverso un sistema di memoria che consenta di mostrare quella che era la situazione che Mozart ha visto nel momento in cui è stato a Verona. Poi viene fatto il teatro nuovo, qui siamo nel 1870, diventa piazza quello che era l'orto botanico, viene inserito nel 1887 il monumento a Garibaldi, ovviamente l'orto si accorcia sempre di più, e dopodiché inizia il nuovo Palazzo delle Poste, e quindi la memoria così complessa viene via via ignorata o diventa fastidiosa in un certo punto, anche se il sovrintendente dell'epoca, come lo stesso sindaco Raffaldi, siamo negli anni 24-30, sono gli anni in cui viene fatto il progetto del Fagioli, si raccomandano di seguire, di conservare il più possibile la memoria scaligera, quantomeno di Mozart non ne parlano. Nonostante questo, Fagioli non prende in considerazione, pur avendo fatto 3 progetti, assolutamente le indicazioni, viene tutto ovviamente smantellato, quello che viene realizzato, come vedete, è un inglobamento gran parte di quello che era il Palazzo del Territorio, viene in parte smontato questa costruzione, lasciato il muro, e quello che vediamo è il palazzo nel quale c'è questa targa in lingua latina che la vedete è sulla sinistra dell'edificio, che è un'esaltazione della modernità, perché dice: noi che veniamo dall'Ottocento entriamo in questa realtà che è il Novecento. Ecco, allora io chiudo un po', se volete, così anche un po' polemicamente. Ho voluto mettere questa iscrizione che ho visto oggi è conservata alla Punta della Dogana, ma tempo fa era all'interno del Guggenheim Museum, ed è di Mario Merz, una scritta con il neon, che in realtà riprende una poesia del 1200 di un poeta persiano che è Rumi. È una piccola strofa: se la forma scompare, la sua radice eterna. Ecco, quello che io spero succeda in questo spazio post-poste, che di fatto oggi, nato come aveva detto per l'ornamento della città e col denaro di tutti, oggi è diventato forse ornamento della città, sicuramente non per tutti, e spero che il fantasma di Mozart si aggiri per le sale e magari ci venga a trascinare all'interno. I tempi sono adesso ti do tutto ecco, tu hai qua. Grazie a Daniela Zumiani. Non lo so. Daniel Dal Barba, sei tu? No. Mozart. Mozart, sarà questo? No. Saverio della Rosa è questo. Aspetta un attimo, ci metto un po' questo a caricare. Beh, intanto tu fai... Tanto faccio gli onori. Allora, ringraziamo Daniela Zumiani, mi ha colpito della relazione 2 passaggi, mi sono colpiti, al di là poi della sua nota acribia nelle ricostruzioni urbanistiche della città, storico-artistiche. Il passaggio sugli affreschi
del Lorenzi, no? Che sembrano aprire uno squarcio nella visione anche di Mozart su una realtà che non conosceva, inserendola poi una riflessione storico-culturale molto interessante, ma soprattutto le reazioni intime del Lugiati nel rapporto, nella relazione con il suo illustre ospite, e quasi che Mozart, adolescente, avesse in alcuni dei suoi anfitrioni qui a Verona aperto uno squarcio su un mondo nuovo. Allora, per associazione, e chiedo scusa a Paola Marini se azzardo, no, anche perché ci sta mettendo tanto. Il mondo nuovo, mi viene in mente l'affresco di Gian Domenico Tiepolo, che guarda caso è del 1791, l'anno di morte di Mozart, dove c'è questa folla, questa scena veneziana, lagunare, che si accalca attorno al mondo nuovo. Era in pratica una specie di camera, no? Di camera delle meraviglie, dove si poteva vedere, scorgere delle immagini del mondo che verrà, e che è un po' quello che Mozart forse avrà evocato con la sua presenza, il suo prodigio e la sua musica venendo a Verona. Do adesso la parola alla dottoressa Paola Marini, che ci parlerà dei ritratti di Saverio Dalla Rosa, che sono tornati più volte come presenza del maestro stasera. Prego Paola. Grazie. Allora ringrazio dell'intervento che mi permette di tornare su un tema di cui mi sono occupata in passato, sia con studi personali sia nell'impegno istituzionale, favorendo ad esempio la pubblicazione di 2 testi di Dalla Rosa, La Scuola Veronese di Pittura e L'esatta nota. Esatta nota a cui non potrò non fare riferimento, evidentemente con tutti gli aggiornamenti e integrazioni del caso. Mi rivolgo al pubblico di meno addetti ai lavori. Sapete che il ritratto di Mozart a Verona in Casa Lugiati ha avuto un certo dibattito attributivo tra chi lo riferiva a Gianbettino Cignaroli, il pittore più importante nella Verona del tempo, e chi invece preferiva, e adesso questa è l'ipotesi più condivisa, riferirlo a Saverio Dalla Rosa, nipote di Gianbettino Cignaroli, per il quale però non abbiamo la sicurezza. Allora, nel mostrarvi e nel percorrere con voi un rapido tragitto nei ritratti di Saverio Dalla Rosa, volevo illustrarvene le sue competenze di ritrattista. Non affronterò appunto però direttamente questa questione, che è stata ricapitolata molto chiaramente da Fiorenzo Fisogni nel volume presentato ieri, appena edito dall'Accademia Filarmonica, ma evidentemente anche la mia posizione è a favore di Saverio Dalla Rosa, così come era già stato anticipato anche da Andrea Tomezzoli in un paio di occasioni. La pubblicazione... La pubblicazione nel 2011 dell'Esatta nota, vale a dire una sorta di libro dei conti tenuto da Saverio Dalla Rosa, pubblicazione in cui fui amabilmente coinvolta da Bruno Chiappa, che da tempo aveva ritrovato il prezioso documento nell'archivio privato Monga, ha aperto la strada ad un crescente ritrovamento di opere, molte delle quali pubblicate sulla Verona Illustrata, la rivista del Museo di Castelvecchio, e qui abbiamo 2 copertine di 2 numeri che sono proprio con ritratti di Saverio Dalla Rosa, ma soprattutto ha evidenziato il rilievo della produzione di ritratti nell'ambito del corpus dell'autore. Vista anche la ristrettezza del tempo a disposizione, mi concentrerò sui ritratti in pittura, senza dimenticare la vastissima presenza attestata dal diario di ritratti destinati all'incisione e in misura minore preparatori alla realizzazione di medaglie, anche per questa accademia. Ambito quello dei ritratti incisi, già ben delineato da Andrea Tomezzoli, ma permettete, e a cui si riferisce anche ad esempio il ritratto che illustra l'elogio di Zaccaria Betti, che abbiamo già citato e che è proprio opera di Dalla Rosa. Ma permettetemi anche di ricordare, sempre nel settore dell'illustrazione, l'attenzione scientifica naturalistica,
una delle molte declinazioni del poliedrico ingegno di Dalla Rosa, che lo porta ad affiancare le ricerche dell'accademico medico Zeno Bongiovanni, illustrando le singolarità della realtà, da un cavolo con l'eccezionale infiorescenza a forma di serpe ad una bambina mostruosa nata a Calmasino. Venendo alla pittura, tra i rinvenimenti più notevoli e sapidi vi è il ritorno di Domenico Monga, che ha pubblicato di recente Sergio Marinelli sul numero della Verona Illustrata nel 2022, che di ritratti, magari non tutte, ma ne contiene 10. Ed è infatti definito da Dalla Rosa laboriosissimo, essendo lui stato chiamato a fissare nel 1805 l'inatteso e sorprendente ritorno in piena notte del gentiluomo veronese, appunto Domenico Monga, avvenuto il 17 gennaio 1801, dopo 3 anni di assenza, dovuta probabilmente ai rivolgimenti politici dell'epoca. Monga aveva preso la parte dei francesi e si allontana con il ritorno degli austriaci. La scena è impaginata come una pièce teatrale, con un approccio didascalico moraleggiante, messo in voga dai lavori di Hogarth. Domenico è sulla porta d'ingresso, introdotto dallo zio Francesco Pomè, seguito dal compagno di viaggio Giovanni Finali, accolto da un cane festoso. La vecchia madre gli corre incontro a braccia aperte, mentre una giovane donna sorridente, forse una figlia, secondo Marinelli invece la moglie, seduta dietro di lei, lascia cadere per la sorpresa uno spartito musicale aperto. Alle loro spalle, in un ovale appeso alla parete, vi è il ritratto del padre e del figlio morti durante la sua assenza. Una bambina con un cestello di fili e spolette per il ricamo sta a terra ai piedi della nonna. In mezzo, a sottolineare la centralità del talamo, vi è una donna uscita di soprassalto dal grande letto con baldacchino, su cui un'altra figura femminile tiene un bambino piccolo. La donna, forse la moglie, piuttosto che una domestica, come suggerito da Marinelli, è discinta, con cuffia da notte, una sola pantofola e un piede scalzo, mentre in primo piano sta un ragazzino di spalle con una piccola lucerna. E abbiamo qui anche 2 dettagli: a destra quello del Domenico Monga, a sinistra quello del padre con il bambino. Vedete quanto è laborioso e articolato questo quadro, che anche è di grandi dimensioni, 116 x 170 centimetri. Questo viene a aggiungersi alle 3 conversation pieces note finora: la famiglia del conte Ottaviano Tosio, incentrata sulla figura della 96enne matriarca, affidato di recente in deposito da Giulia Zuccheri Tosio all'Ateneo di Brescia, a Palazzo Tosio, e la più nota, a Verona almeno, coppia di ritratti orti, e certamente costituisce l'esempio più articolato e innovativo, evidenziando al tempo stesso l'evoluzione dello stile proprio che avviene proprio quegli anni in direzione neoclassica. Ma non ne esaurisce la tipologia. Sappiamo infatti che nel 1800 Saverio rappresentò ben 10 membri della famiglia Corsi in piccolo formato, fatto che incise inevitabilmente anche sul prezzo, pari alla metà di quello richiesto ai Tosio 8 anni prima. La rilevanza della produzione ritrattistica di Dalla Rosa è un dato di fatto di cui il pittore non era tuttavia del tutto contento. Scrivendo nel 1812 al veneziano Gianantonio Moschini, di cui aveva da poco eseguito il ritratto sulla destra, esprime sì soddisfazione per l'effigie di Bartolomeo Lorenzi a destra, appena conclusa. Moschini è a sinistra e Bartolomeo Lorenzi a destra, ma continua così: ora di altri ritratti mi occupo, di giovani donne e anche di balie, che pur non mi interessano come quello degli intellettuali.
e tante che ne sono annoiato. Ma che si ha da fare? Santi e Madonne a questi dì? Che ve ne sono tanti e tante a sì misero mercato, cioè l'arrivo dei francesi ha cambiato completamente il mercato artistico, ha cambiato il gusto, la produzione religiosa praticamente si è fermata, ma vedremo che non è del tutto vero, e impera il genere del ritratto. Di quadri di storie favolose sembra che io non abbia a farne mai in vita mia, che nessuno viene a commettermene, eppure vi giuro che volentieri darei qualche saggio della mia insufficienza in questo genere. In realtà sappiamo che Dalla Rosa trovò un filone di mercato molto interessante, soprattutto in Russia, ma è da anni che rimando questa ricerca, ho fatto dei timidi tentativi, abbiamo comunque lunghi elenchi e chissà che non riusciamo anche a ritrovarli. Questa affermazione costituisce in qualche modo un atto dovuto rituale di fronte all'ovvio riconoscimento della superiorità della pittura di storia e religiosa appropriata per un esponente del suo ruolo e un asseveramento della posizione dello zio Giambettino Cignaroli, che sappiamo poco incline alla ritrattistica, avvertita come vincolo di soggezione e limitazione della libertà a cui sommamente teneva, arrivando Giambettino perciò addirittura a rifiutare con garbo di ritrarre l'imperatore Giuseppe II di passaggio a Verona, come ci ricorda Fiorenzo Fisogni. Ma possiamo anche considerare che in queste osservazioni che vi ho riportato, con il pittore convivono l'estensione del catastico, il cui incarico aveva ricevuto dalla municipalità nel 1803, colui che nel 1805 era il direttore dell'Accademia di Belle Arti, impegnato nello studio e nella conservazione del patrimonio artistico anche tramite la creazione della pubblica pinacoteca, di cui diventerà il primo direttore, e il dolore per il fatto, questa è un'altra sua affermazione, che in questa sgraziata Verona non trovo zelo e amore per le belle arti in nessuno. Una, devo dire, affermazione che fa molto riflettere coloro che si sono occupati e che si occupano di questa materia in questa città. La produzione di ritratti di Saverio Dalla Rosa, che aumenta con l'arrivo dei francesi, ammonta a varie decine di esemplari ogni anno, comprendendo le copie, i restauri, i piccoli formati in miniatura per medaglioni, anelli, coperchi di scatole. Mi pare che un coperchio lo abbiamo visto, scusate, nelle mani proprio di Bartolomeo Lorenzi, una scatola, no? Ecco, così torniamo a uno dei tanti generi. Dicevo, come ho già scritto, se il ritratto di Wolfgang Amadeus Mozart tredicenne, per cui il giovinetto posò a Verona in casa Lugiati il 6 e 7 gennaio del 1770, fosse di mano di Saverio, esso costituirebbe una delle prime opere del pittore. E sarebbe interessante anche per la fama del musicista, ovviamente, della cui iconografia costituisce un caposaldo, ma anche per l'area internazionale tardo rococò che promana dal dipinto. In realtà la questione non si è ancora chiusa definitivamente, perché le fonti chiare e importanti non permettono di assegnarlo né a Giambettino Cignaroli né a Dalla Rosa, cioè non ne parla né l'esatta nota né le memorie di Cignaroli, ed essendo anche i riscontri stilistici non del tutto evidenti. Il primo confronto disponibile è infatti con il ritratto di Angela Guggerotti Fracastoro a destra, moglie di Antonio Trevisan, firmato e datato 1771, segnalato da Raffaello Brenzoni nel 1935 e riapparso nel 2013 ad un'asta Van Nenes, quindi sul mercato antiquario. Nel ricco abbigliamento dell'effigiata, nel punto di vista posto in basso e nell'ampio movimento dei panneggi e nella linea serpentinata che lo percorre, l'ovale, già in collezione Planischig a Vienna, appare coerente con la rara produzione ritrattistica di Giambettino,
che è testimoniata, tra l'altro, non voglio dilungarmi troppo, dall'autoritratto che vi ho messo a destra del Kunsthistorisches Museum di Vienna, dal ritratto di Giovanni Bragadin dei Musei Civici di Padova e dei vari disegni del Liber Veritatis di Giambettino Cignaroli che sono conservati alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Opportunamente Fiorenzo Fisogni ha riproposto un accostamento con il ritratto di una gentildonna, Pandolfi Palazzoli, che non ho qui. È tuttavia singolare che del ritratto di Mozart, come accennavo, non rechino traccia nell'esatta nota, che in genere è molto puntuale, che nel 1770 riporta 4 opere, di cui un solo ritratto per Francesco Marangoni, nelle memorie di Giambettino, che, come è noto, registrano solo l'incontro nello studio avvenuto l'8 gennaio, cioè Mozart va a visitare lo studio, Giambettino lo trascrive, ma non dice l'ho ritratto, né l'ha ritratto mia nipote. L'attività di Saverio come ritrattista è attestata sin dall'inizio nel suo diario pittorico, inizio risalente al 1764. In quell'anno risultano eseguiti 15 ritratti di pittori a mezza figura per l'Accademia, che saranno integrati nel 1815 sempre da lui con altri 5, tra cui il ritratto proprio di Giambettino Cignaroli e il disegno del ritratto del prevosto di Sorisole nel Bergamasco, Don Giovanni Antonio Rubbi, per la stamperia Moroni, nonché altri 9 distinti in grande, piccolo e mezza figura, ovviamente perché dal formato dipende anche la differenza di prezzo. Nel 69 compare il suo ritratto piccolo su tela. Nell'entourage di Cignaroli sembra quindi di poter notare il precoce affermarsi di una predisposizione di Saverio al ritratto, e tale sorta di specializzazione parrebbe deducibile anche da un allegato del manoscritto dell'esatta nota che contiene l'ordinazione di una serie di ritratti fatti a lui da dei colleghi, i fratelli pittori Vincenzo e Gaetano Swiderkowski-Gru, che gli chiedono proprio dei ritratti. Ora, se dei colleghi pittori si rivolgono a lui per dei ritratti, da ciò sembra emergere una sorta di specializzazione di Dalla Rosa in questo settore. Questa vastissima produzione, che fa di Dalla Rosa il principale ritrattista nella Verona del tempo, produzione spesso di buona quando non ottima qualità e sono in alcuni casi più corsiva, il cui passaggio stilistico dal tardo barocco ad un precoce neoclassicismo avvenne verso la metà degli anni 90 del Settecento, andò in gran parte negletta, con il prevalere del peso dei suoi impegni pubblici istituzionali, e solo ora è in corso di rapido recupero anche grazie alla pubblicazione dell'esatta nota. Dei diversi registri della stessa produzione e delle tappe della trasformazione del suo stile danno testimonianza 2 opere inedite che ho il piacere di mostrare. La contessa bresciana Lucrezia Martinengo Colleoni, imparentata con i veronesi marchesi Sagramoso e ritratta già 2 anni prima nella loro villa di Zevio, il castello, appare solennemente ancien régime con il pesante abito e l'ancor più ricca conciatura nel quadro spedito nel 1787 al conte vicentino Niccolò Loschi della villa affrescata da Tiepolo al Biron, suo futuro sposo, passato sul mercato antiquario nel 2021 sotto il nome di Ludovico Gallina, riconosciuto da Enrico Maria Guzzo e Bruno Chiappa, che ringrazio per la segnalazione, ed è entrato di recente in una collezione privata veronese che pure ringrazio per la disponibilità a presentarlo. Essa costituisce l'esempio più vistoso finora di questo genere di ritratti ufficiali. Vedete com'è impiumata, infiorata, direi oltre ogni buon gusto, con questa ostentazione, a fianco di quelli ad esempio di Isotta Spolverini Buri o Maria Claudia di Canossa Buri o dei bambini Canossa. Se ne può notare la fattura accuratissima, caratterizzata dal virtuosismo delle trasparenze dei pizzi che impreziosiscono l'abito di gala.
Nella stessa collezione va segnalata en passant la presenza di un'atipica Sacra Famiglia, la fotografia è mia, con San Giovannino, nello stesso Dalla Rosa. Se il ritratto della nobildonna lombarda è dipinto a olio a mezza figura al naturale, di piccolissima dimensione, vale a dire millimetri 58 di diametro, invece l'immagine del procuratore di San Marco Zorzi Pisani, pure inedita, in quanto si tratta di una miniatura su avorio eseguita nel 1790, la data è nell'esatta nota e anche al retro della miniatura. Si tratta di una miniatura su avorio eseguita, destinata al coperto di una scatola che sarebbe stata donata da Zorzi Pisani al marchese Antonio Maffei dei Muridei, il futuro autore di scritti diaristici rimasti a lungo inediti sul primo arrivo di francesi sulle Pasque veronesi. Secondo il diario di Dalla Rosa, una copia della stessa miniatura viene subito realizzato per la metà del prezzo della precedente per il chirurgo Stefano Ambrosi. I chirurghi in quel momento di guerra erano committenti scatenati, ordinano tantissimi ritratti. Al retro la miniatura, recentemente riapparsa in una raccolta veneziana, reca la scritta «Saverio Dalla Rosa fece e donò al provveditore Alvise», è un errore nell'esatta nota, è riportato il nome corretto Giorgio o Zorzi, in segno di ossequio quando era in Castel San Felice, Verona 1790. Nello stesso anno è registrato un pagamento per aver accomodato un quadro allo stesso Pisani. Due parole su Pisani, che venne internato dalla Serenissima nel castello veronese come punizione per il tentativo confuso e ambiguo di sovvertire l'ordine della Repubblica, da lui messo in atto intorno al 1780 con Carlo Contarini. Come protagonisti più attivi e irruenti della cosiddetta congiura, i due patrizi si erano messi a capo del diffuso malcontento della nobiltà più povera, proponendo una ristrutturazione politica ed economica dello Stato avversa al ristretto gruppo di grandi famiglie che detenevano di fatto il potere, grazie soprattutto al controllo di alcune magistrature chiave come il Consiglio dei Dieci e gli Inquisitori di Stato. Dipinta con elegante finezza e con una verve degna dei migliori specialisti dell'epoca, tra Roselba Carriera e poi Giambattista Gigola, con la grazia della piccolissima rosa blu sull'abito che sapete, dico ai più, era quasi una cifra, una firma del nostro Saverio Dalla Rosa, la miniatura giunge ad arricchire un settore molto documentato dal libro dei conti, quello appunto delle miniature, ma ancora scarsamente recuperato, ove si accettua una miniatura su avorio di Napoleone in abito militare, una prova tutto sommato modesta, e un piccolo tondo su avorio dei bambini mosconi, reso noto da Paolo De Lorenzi e presente in una collezione bergamasca. L'intera società del tempo sfila davanti al pennello di Dalla Rosa, dai nobili, alcuni con un rapporto di strettissima fidelizzazione. Si pensi che tra il 1770 e il 1816 il libro dei conti riporta 30 ritratti per i Carlotti. A coloro che si succedono al governo della città, a cominciare dai rettori veneti, dai religiosi agli intellettuali, alle cantanti, attrici, ballerine di passaggio, dai parrucchieri ai casolini, dall'ambasciatore inglese presso il conte di Provenza alla servitù della duchessa di Parma, capo guardarobiera, capo cuoco, incaricato degli equipaggi, dalle educande del Collegio agli Angelo ai nuovi ricchi, come i Vela, ai mercanti. I ritratti ricordati nel documento seguono il termometro degli avvenimenti, evocando nel fatitico 1796 della caduta dell'antico regime l'arrivo di Pierre-François Charles Augereau, comandante in capo delle truppe francesi, dei suoi ufficiali e dei nuovi protagonisti dell'emergenza, come il direttore, appunto, e i chirurghi degli ospedali di San Bernardino e di Santa Eufemia. Nel 1797 più di 70 cittadini italiani e francesi
chiedono di fissare la propria immagine, proprio per fissare forse l'eccezionalità di quel momento. Il nostro pittore a sua volta esegue un autoritratto in miniatura per la propria consorte. Ai francesi seguono austriaci, ungheresi, cechi, boemi, russi, che spediranno e porteranno con sé la propria effigie dipinta da Dalla Rosa. 60 ritratti sono registrati nel 99, un'ottantina nell'800, una settantina del 1808. Del resto viene specificata che 7 quadri per dei committenti moscoviti furono eseguiti in 6 giorni, che il ritratto di Charles Leclerc venne dipinto in 10 ore e quello di Girolamo Fantucci in un solo giorno. Non manca qualche invero caso di ritratti la cui esecuzione si protrae invece nel tempo e che vengono aggiornati, rinnovati, accomodati, addirittura cambiati d'abito 2 volte. Questo proprio per gli Swiderkowski Glu. I sommovimenti politici creano un nuovo mercato e nuove modalità artistiche, oltre a confermare un deciso cambiamento stilistico. L'esatta nota non ci dice molto della posa dei soggetti, con qualche rara eccezione relativa all'ambientazione, alla presenza di biblioteche, baldacchine, leoni marciani, finché vanno di moda, strumenti musicali, mentre dimensioni e prezzo, essendo un libro dei conti, sono segnati con precisione. Ma l'abbondanza e la diffusione di questo genere di opere è tale che nel tempo in cui lavoravo all'edizione dell'esatta nota andavo a colazione dagli Albertini a Garda e solo la descrizione del ritratto di Alberto Albertini sul punto di montare a cavallo davanti alla residenza di famiglia a San Mattia mi ha permesso, appeso nella villa di Garda, di ritrovarlo con molta facilità. Voglio dire, non è una ricerca difficile quella su Dalla Rosa. Frequenti sono i ritratti con 2 o più figure, marito e moglie, madre e figli, gruppi di bambini e di famiglie. Tra questi vorrei riproporre lo splendido Giovanni Bazzi con la nipote Giovannina Rosa, già in collezione Busmanti a Bologna, dipinto a Verona nel 1818 secondo l'iscrizione del cartiglio, che aspetta ancora di ritrovare il ritratto della moglie che lo accompagnava. Di bambini viene sempre dichiarato l'età, i loro mesi o anni di vita, forse per sottolineare la particolare difficoltà di simili soggetti. Quasi simmetricamente per le immagini eseguite post mortem si ricorda regolarmente che sono state realizzate senza alcun aiuto dell'originale, all'azzardo, senza alcun soccorso, di solo a memoria, piuttosto che cavate dalla maschera. Di Napoleone sono registrati una trentina di ritratti, tutti in miniatura, su carta pecora su avorio, rispondenti a 3 prototipi, in gran costume imperiale come ereditali in abito militare verde, messi a punto e continuamente migliorati quanto a somiglianza, anche sfruttando le occasioni di vederlo direttamente e trattenuti per se stesso e poi replicati fino a 14 volte nel 1808, c'era mercato. Nel 1812 è citato un disegno d'acquerello dell'imperatore in piedi, con l'annotazione poi inciso malamente, con probabile riferimento all'immagine ufficiale intagliata da Francesco Bellemo e stampata da Marco Moroni. Un'immagine dell'imperatore viene donata da Dalla Rosa a Eugenio Beauharnais in concomitanza con l'acquisto da parte del viceré d'Italia del ritratto di cardinale attribuito a Raffaello, già in collezione Braschi nel 1813. Della decina di ritratti di Francesco I d'Austria citati nel nostro documento tra 1815 e 16, almeno uno a olio e al naturale, rettificato dopo aver visto e disegnato dal vivo l'imperatore il 27 marzo 1816 ed è quello ora conservato presso i musei civici di Verona. Riconoscendone le qualità pittoriche, concludo, Sergio Marinelli sembra attribuire alla mancanza di spirito critico di Dalla Rosa, all'impegno etico, la sua incapacità ad assurgere a Goya di Verona, avendo scelto di barcamenarsi tra opposti regimi, sempre dialogando col vincitore di turno.
Una condizione questa che fu proprio di molti altri e che nel caso di Dalla Rosa trova una ragione, a mio avviso, in un impegno etico persino superiore alla pittura. Il suo tentativo, in buona parte riuscito, a cui si dedicò con tutte le sue forze, di salvaguardare, per quanto era possibile, il patrimonio artistico della città in tempi così difficili. Se la grande produzione di ritratti sta trovando solo ora un importante recupero, grazie alla disponibilità dell'Esatta Nota, ci si augura che possano emergere in maggior numero esempi giovanili da confrontare con il ritratto di Mozart che ci ha riuniti qui oggi. Grazie. Grazie a Paola Marini, ora che ci ha restituito proprio il ritratto di una città, di un'epoca, fedelissimo, nelle sue sfaccettature, nelle sue declinazioni, partendo da un ritratto peraltro attribuito. Dopo la memoria cinematografica, la memoria filologica, la memoria urbanistica, la memoria pittorica, torniamo alla musica con la relazione di Laura Hoch dal titolo Daniel Dal Barba, maestro di cappella a Verona. Prego, professoressa. Grazie e buonasera a tutti. Ecco la presentazione. Partiremo da qualcosa di già noto. Il resoconto della formidabile esecuzione del piccolo Mozart nella gran sala dell'Accademia Filarmonica, avvenuto il 5 gennaio 1770, è fin troppo noto perché ci sia bisogno di ritornarvi sopra per esteso in questa sede. Mi limiterò a ricordare che questa celebre cronaca comparve anonima sulla Gazzetta di Mantova il 19 gennaio 1770 a seguito di una comunicazione proveniente da Verona che era datata 9 gennaio e che in tempi moderni questo importantissimo documento fu reso noto soltanto nel 1955 grazie alle ricerche di Erich Schenk. Però su un particolare che vi ho sottolineato, come vedete con l'evidenziatore, su un particolare è opportuno fermarsi. L'anonimo cronista afferma che il fanciullo prodigio venuto da Salisburgo, dopo aver suonato al clavicembalo musiche di sua composizione e musiche di Luigi Boccherini, piccola parentesi, particolare importantissimo anche per capire come si stava diffondendo con modalità nuove un certo tipo di repertorio in quegli anni, chiudo la parentesi. Dopo aver quindi eseguito queste musiche, il fanciullo prodigio compose benissimo in partitura un sentimento datogli sul violino da un professore. Nel lessico musicale il termine sentimento indicava a quell'epoca qualche cosa di analogo a melodia amabile, melodia espressiva, indice forse del fatto che la poetica della piacevolezza e della spontaneità, diffusa soprattutto dagli scritti di Rousseau sulla musica, stava un po' scompigliando le carte della percezione e del gusto musicale anche nelle città della remota terraferma veneta. Abbiamo dunque un professore, che cosa significava? Era un musicista esperto, probabilmente ma non necessariamente un professionista, comunque un esperto, che propone al violino un tema musicale sul quale il giovanetto tedesco, il piccolo prodigio musicale giunto da Salisburgo, compose benissimo in partitura, ossia ne ricavò seduta stante una composizione polifonica scrivendola in partitura, con un'abilità di compositore estemporaneo che contribuì ad accrescere non poco la meraviglia degli ascoltatori. D'altra parte, nonostante la giovane età, il piccolo Mozart con le partiture aveva già, diciamo così, una certa dimestichezza. Come ci racconta il padre Leopold in una lettera alla moglie scritta da Roma pochi mesi più tardi, prima se n'è accennato, dopo aver ascoltato una sola volta il celebre Miserere di Gregorio Allegri,
che era una composizione, come si è detto, per 9 voci divise in 2 cori, protetta da secoli di censure vaticane, Leopold afferma che Wolfgang fu capace di trascriverlo interamente a memoria. Tornando a Verona, chi era quel professore che suonò sul violino il sentimento offerto alle formidabili capacità musicali di Mozart? E questa è la domanda che mi sono posta ed ora cercheremo di dare una risposta. Nelle lettere e negli altri documenti annotati da Leopold durante il soggiorno veronese compaiono alcuni nomi di musicisti che i 2 austriaci conobbero in città. Il musicista più prestigioso fra questi nomi è sicuramente Daniel dal Barba, che Leopold ricorda come Barba o anche Barta, il quale da una ventina d'anni era maestro di cappella dell'Accademia Filarmonica. Pertanto non ci stupisce il fatto che fosse lui a fare gli onori di casa nella gran sala adiacente al Teatro Filarmonico, che all'epoca era chiamata Camera della Conversazione. Soprattutto dopo la costruzione del teatro, la Filarmonica rimaneva infatti il più ricercato luogo di ritrovo del ceto dirigente veronese, frequentato dalla nobiltà ma aperto anche ai borghesi, qualora fossero provvisti ovviamente di adeguata consistenza patrimoniale. È lo stesso Leopold a informarci che all'Accademia veronese, con il termine accademia, Leopold intende concerto, esibizione, riferendosi all'esibizione appunto del figlio. Appunto Leopold ci informa che all'Accademia veronese partecipò, dice lui, solo la noblesse, perché sostenuta unicamente da loro. Era dunque un evento autoprodotto, diremmo oggi, dagli accademici filarmonici. Secondo una consuetudine non formalizzata ma in uso da decenni, il maestro di cappella dei filarmonici ricopriva lo stesso incarico anche per l'Accademia dei Filotimi. E così fu anche per Daniel dal Barba, che dal 1749 ne divenne maestro di cappella. A differenza della Filarmonica, però, l'Accademia Filotima era invece riservata esclusivamente alla nobiltà, con regole rigidissime, fra l'altro per quello che riguarda l'albero genealogico dei componenti, motivo per il quale fu soppressa nel 1797 su mozione del cittadino Tommaso Moreschi nella Verona ormai occupata dai francesi. Tornando a Daniel dal Barba, l'11 gennaio 1770 Leopold scrive da Mantova una lettera alla moglie. Ecco, vi mostro l'estratto. A Verona i poeti fecero a gara nel comporre i versi intorno a lui, cioè a Wolfgang. Ho la copia di un sonetto che un erudito dilettante scrisse in nostra presenza. Anche il maestro di cappella Daniele Barba cantò estemporaneamente i versi più belli intorno a Wolfgang. Se ne è già parlato anche prima, e si vede che a Leopold, è molto chiaro, interessano poco i nomi dei poeti, infatti non li annota. Sappiamo però, come si è già detto appunto, che l'erudito dilettante era Zaccaria Betti e che l'autore dei versi poetici cantati da Daniel dal Barba in onore del fanciullo prodigio era Antonio Maria Meschini. Mi piace, se ne è detto anche prima, ne ha parlato anche il professor Marchi. Mi piace però sottolineare che Meschini fu, mi piace sottolinearlo in questo luogo, nell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, perché Meschini fu segretario dell'Accademia e fu una figura di spicco dell'Accademia stessa nei suoi primi anni di vita, quando ancora si chiamava, come potete vedere dal gonfalone qui, Accademia di Agricoltura, Commercio e Arti. Questo lo sappiamo, il fatto che fu segretario lo sappiamo perché alla sua morte fu scritto un necrologio, fu pubblicato un necrologio che lo ricorda appunto come accademico di spicco, fin dall'inizio credo che ne fosse anche uno dei fondatori probabilmente. Oltre che maestro di cappella delle 2 massime accademie cittadine, Daniel dal Barba guidava anche la cappella del Duomo. Qui vedete, vi mostro la sua firma con la data di nascita e la data di morte, tanto per avere un riferimento cronologico. Infatti, vi dicevo, Daniel dal Barba guidava la cappella del Duomo perché nel 1762, esattamente il 26 aprile, era stato nominato maestro di cappella temporaneo per affiancare l'anziano Girolamo Zanatta.
Morto costui nel 1770, la successione passò poi ad Albarba in via definitiva. Inoltre, dal 1750 al 1765, Dal Barba ebbe l'incarico di maestro di cappella dei Serviti di Santa Maria della Scala. Era quindi il musicista più autorevole in città, quello che ricopriva tutte le cariche musicali più importanti. Nonostante questo, sulla sua figura pesa l'opinione di Antonio Spagnolo, che nella sua monografia sulle scuole accolitali veronesi ne dà il giudizio riduttivo di compositore facile, propenso a catturare, diciamo così, le corde più superficiali degli ascoltatori. Spagnolo in questo suo giudizio non tiene conto dei tempi, di quella che era la cultura musicale dell'epoca e si riferisce soltanto alla sua produzione liturgica, la produzione liturgica di Dal Barba, basandosi per di più su un manoscritto di Monsignor Paolo Vignola intitolato Memorie sulla cappella e sulla sua storia, sicuramente viziato da pregiudizi di tipo estetico verso appunto le correnti musicali più aggiornate, diciamo così, di quel tempo. Chi invece ha colto la centralità della figura di Daniel Dal Barba, e mi piace ricordarlo in questa occasione, nella Verona del Settecento è stato il compianto Carlo Bologna, che nella monografia La musica a Verona, edita a suo tempo alla fine degli anni 70 dall'allora Banca Popolare, ha giustamente annoverato Dal Barba nella triade dei massimi compositori veronesi del suo tempo, insieme con Antonio Salieri e con Giuseppe Gazzaniga. Ricordo però che dei tre musicisti soltanto Dal Barba rimase in attività a Verona fino alla morte, perché come sappiamo gli altri due poi presero altre strade. La biografia del nostro compositore, la biografia di Dal Barba, è assai lacunosa e nel complesso ne emerge il profilo di un compositore eclettico, completo, che si è dedicato a tutti i generi vocali e strumentali in uso a quel tempo. Come Domenico Zanatta prima di lui e come il figlio di costui, Girolamo, cui Dal Barba succedette, fu il maestro di cappella ufficiale delle massime accademie cittadine e della cattedrale. Tuttavia, a differenza dei due Zanatta, Dal Barba si dedicò intensamente anche e soprattutto al teatro musicale, sia come cantante, sia come violinista in orchestra, sia come compositore, sia anche come librettista teatrale. Per ricostruire la sua attività abbiamo due problemi. Il primo è molto grosso. Tutte le partiture delle sue opere teatrali, alcune delle quali fra l'altro con balli, sono andate perdute. Abbiamo soltanto 7 libretti che ci sono stati tramandati, 2 dei quali scritti dallo stesso compositore. Si tratta del Tigrane, andato in scena nel 1744, e del Finto cameriere del 1749. Questo è il primo problema. Secondo problema: non pubblicò né musica sacra né musica strumentale, quindi dobbiamo supporre che gran parte delle sue composizioni in questi due generi sia andata perduta. Quindi abbiamo pochi documenti allo stato attuale delle conoscenze su cui ragionare. Per quello che riguarda il profilo biografico, ecco, daremo una rapida scorsa, velocissima, tenendo conto che le notizie che vi esporrò sono in gran parte ricavate, ma non esclusivamente ricavate, da una ponderosa tesi di dottorato risalente alla fine degli anni 70, compilata da uno studioso americano, Michael Dubiaga, che ebbe l'aiuto all'epoca dell'altrettanto compianto Enrico Paganuzzi, che spesso mi parlò appunto delle ricerche di questo studioso. Dal Barba nacque il 5 maggio 1715 nella parrocchia di San Tommaso Apostolo, l'attuale Santo Mio, e fu registrato nel libro dei battezzati come Daniel Pius Dal Barba. Firmandosi, il compositore manterrà sempre questa versione, la versione latina possiamo dire, del suo primo nome.
Non conosciamo l'origine della famiglia. Il padre Antonio era veronese, la madre si chiamava Laura Rigoli. Ebbero 9 figli, dei quali Daniel fu il quarto e l'unico a raggiungere l'età adulta insieme con il fratello maggiore Antonio. I genitori gestivano una taverna di proprietà del conte Gasparo Cazzali nel centro di Verona. Nulla sappiamo della formazione musicale e scolastica di Daniel, ma possiamo immaginare che le opportunità educative a quell'epoca per fanciulli della sua estrazione sociale erano limitatissime. Era infatti il figlio di un oste all'atto pratico. Alberto Gaioni Berti lo ritiene autodidatta nel canto, però si tratta di una illazione. Forse fu in contatto con Girolamo Zanatta, come proverebbero alcune composizioni liturgiche di quest'ultimo copiate da Daniel, quindi siamo nell'ambito della scuola accolitale, della cappella del Duomo, però non abbiamo prove sostanziali di un vero contatto maestro-allievo fra loro due. L'ipotesi più ragionevole è quella che Dal Barba abbia studiato con musicisti locali, di cui però purtroppo non conosciamo l'identità. Ebbe sicuramente anche una buona formazione letteraria, sufficiente a permettergli di comporre versi poetici e libretti d'opera. Una parte non secondaria del suo profilo di musicista spetta alla sua attività di violinista, e qua veniamo al dunque il rapporto anche con quella famosa serata del 5 gennaio 1770. Anzitutto, infatti, sono documentati diversi suoi ingaggi come violinista e maestro delle musiche, sia nell'orchestra del Teatro Filarmonico intorno al 1780-1787, sia in alcune cappelle musicali cittadine, fra cui quella di Sant'Anastasia. Dal Barba era anche uno stimato insegnante, perché ebbe allievi anche in altre città e anche provenienti da Oltralpe. Si ricorda infatti un musicista tedesco, un certo Bernhard Hupfel, che era maestro degli oboi, così ci dicono le fonti, nella banda dell'orchestra imperiale. Questo Hupfel, durante un viaggio in Italia avvenuto fra il 1749 e il 1751, si fermò per qualche tempo a Verona e in tale occasione non mancò di prendere lezioni appunto dal Barba. Come insegnante di violino, Dal Barba godeva di molta considerazione. Fu probabilmente suo allievo il conte veneziano Girolamo Lioni Cavazza, cui il compositore dedicò un fascicolo di 12 sonate, ne vedete il primo foglio, 6 delle quali sono per violino e basso continuo, 6 per 2 violini senza accompagnamento. Quindi si tratta di opere didattiche, quindi molto probabilmente questo era un suo allievo. Queste sonate furono composte probabilmente intorno al 1750 e si distinguono per una linearità melodica, per la brevità dei vari movimenti, per lo scarso interesse per il contrappunto, che riflettono un orientamento stilistico tipico di quel periodo e che è noto come stil galante, ed è il motivo per cui Spagnolo non ha apprezzato poi queste composizioni musicali del nostro musicista. No, scusate un attimo. No. Ecco qui. Sicuramente allievo di Dal Barba fu Valentino Salvadori, un facoltoso borghese che esercitava a Trento la professione di mercante e che suonava il violino da dilettante. Apro un'altra piccola parentesi: sono tanti i borghesi che si affacciano sulla scena della cultura in questo periodo. Nelle varie città italiane c'è tutto un fiorire di una cultura nuova che darà frutti importanti poi nei decenni successivi e poi anche nel corso dell'Ottocento. Questo Valentino Salvadori, che appunto suonava il violino da dilettante, ospitò più volte il nostro Dal Barba nella sua bella villa di Gabbiolo, che esiste ancora. Gabbiolo è una frazione di Trento, attualmente un quartiere di Trento. All'epoca era una località di villeggiatura dove questo facoltoso mercante si recava per trascorrere le vacanze.
e Dal Barba scrisse per lui un breve manuale di violino, teorica e pratica musicale per suonare bene il violino per il signor Valentino Salvadori, fatta dal signor Daniel Dal Barba, maestro di musica in Verona e precettor del suddetto, 1751 la data, con diversi minuetti, arie e sonata. Si trattava di un lavoro didattico, destinato ai dilettanti, secondo un uso che al tempo andava diffondendosi anche al di là delle Alpi, nell'ambito di quel fenomeno di grande fioritura della pratica musicale, anche fra i borghesi, che interessa un po' tutto il secondo Settecento europeo. In questo breve manuale vengono esposti gli elementi fondamentali della teoria musicale e vengono raccolte alcune melodie destinate all'esercizio personale dell'allievo. Alcune sono dell'autore e recano la sigla di D.B. Daniel Barba. Altre sono canti popolari tirolesi, breve arie e alcune danze, ci sono anche dei minuetti. Questo manuale contiene anche dei duetti per violino e violoncello dedicati a Valentino e Carlo Salvadori, che probabilmente era il figlio di Valentino. Successivamente al fascicolo originale venne aggiunto un foglio compilato da mano diversa, lo potete vedere qui sulla destra, e intitolato Regole della musica per il violino date al signor Gaetano Zavateri l'anno del Signore 1754 in Bologna. Gaetano Zavateri era stato allievo di Giuseppe Torelli a Bologna nei primi anni del Settecento. Questo foglio, aggiunto al manoscritto di Dal Barba, potrebbe banalmente essere ricondotto a qualche lezione che Zavateri diede a Valentino Salvatori. Rimane anche aperta però un'altra possibilità, ossia che Dal Barba fosse in contatto con la rinomata scuola violinistica bolognese, forse dopo aver egli stesso studiato violino nella città felsinea. È sicuramente una traccia che probabilmente potrebbe portare qualche risultato per quello che riguarda la formazione di Dal Barba. Tornando al 5 gennaio 1770, ritengo assai probabile che quel professore di musica intervenuto attivamente suonando il violino all'esibizione del giovane Mozart fosse proprio il nostro Daniel Dal Barba. Si trattava infatti di un intenditore, non di un semplice strumentista, poiché in tal caso non sarebbe mai stato ammesso a un trattenimento accademico di tale livello. I musicisti infatti avevano accesso alla gran sala soltanto per svolgere il loro lavoro di salariati, quindi per suonare o cantare durante le cerimonie e le feste accademiche. Dal Barba invece, come maestro di cappella, aveva una posizione eminente e per di più godeva in città di un'altra considerazione che è avvalorata da un episodio avvenuto nel 1752. Quando il 18 marzo venne eletto doge di Venezia Francesco Loredan, i membri più influenti della nobiltà veronese pubblicarono una raccolta di componimenti poetici in suo onore, secondo l'uso del tempo. Ed è davvero sorprendente che nella raccolta sia compreso anche un sonetto di un musicista, che è appunto Daniel Dal Barba. Il sonetto, come vedete, inizia con il verso «Quanto Veneto suol nutre», eccetera, eccetera. Ecco, questo è un elemento importante che aggiunge un tassello in più alla figura del nostro compositore. Voglio concludere brevemente per non rubare spazio al collega Gianni Villani. Ripeto, l'attività operistica di Dal Barba fu molto importante, lo troviamo attivo in Ungheria, è presente infatti nel 1741 durante un viaggio verso Bratislava, viene nominato come componente di una compagnia teatrale molto celebre che era quella di Pietro Mingotti. Fu attivo come operista in alcuni teatri veneziani, conosciamo molte rappresentazioni di sue opere anche nei teatri veronesi e probabilmente almeno fino a una certa età, negli anni tardi poi non esercitò più l'attività di compositore per il teatro, probabilmente fino a una certa età il teatro assorbì moltissime delle sue energie professionali.
Le ultime opere teatrali di Dal Barba di cui abbiamo notizia sono entrambe su libretto di Pietro Metastasio. Si tratta di Artaserse, che nel 1753 andò in scena a Verona, e di Alessandro nelle Indie, che andò in scena nel 1761 al Teatro Filarmonico. Sappiamo anche che negli ultimi anni era ancora attivo come compositore, anche con commissioni provenienti da altre città. Risale infatti al 1790 un Salve Regina scritto probabilmente per la chiesa di San Marco di Rovereto. La sua ultima composizione musicale conosciuta è una serie di litanie della Beata Vergine Maria del 1791, scritta poco prima che a Vienna morisse prematuramente il fanciullo prodigio giunto a Verona da Salisburgo. Io con questo avrei concluso, con una piccola nota però che apprendo prima da Paola Marini, che ha accennato a questi Swiderkowski Gru. Ecco, la moglie di Daniel Dal Barba, che morì anche lei in tarda età e morì nell'ottobre del 1800, era una Swiderkowski Gru, e i Gru sono spesso nominati nei documenti dell'epoca come violinisti sparsi in varie occasioni, appunto, nella Verona dell'epoca. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto tutti. Grazie. Ha bisogno del computer, Gianni? No, chiudiamo. Grazie Laura per la tua accurata ricostruzione storico-musicale. Due brevissime considerazioni prima di passare all'ultimo relatore di questo bellissimo pomeriggio mozartiano. La prima è che sulle note della musica i confini si aprono, no? Come aveva messo in evidenza Ferrari all'inizio, anche tu, la presenza in Ungheria, non solo il viaggio di Mozart, il viaggio di formazione e di esibizione nelle corti europee, non solo nelle corti, anche per necessità nelle osterie quando era bisognoso, no? Di sostegno economico, ma questa presenza di questo autore poco noto nostro, questo compositore anche in Ungheria, in quello che era lo spazio non solo della Repubblica Veneta ma anche dell'impero che era ai confini e di cui Mozart in qualche modo è messaggero, no? di stimoli, di suggestioni. Secondo, attorno alla figura di Mozart questa sera abbiamo avuto la possibilità, grazie ai nostri relatori, di ricostruire quasi di riflesso, ma in realtà non è semplicemente un riflesso, è un coinvolgimento pieno, dei frammenti poco noti di storia culturale della città. E questo è molto interessante, cioè la ricaduta mozartiana ci fa riscoprire quelle che sono delle pagine dimenticate della vita culturale della città nella seconda metà, nell'ultimo scorcio del Settecento, sino ai primi dell'Ottocento. La parola ora a Giovanni Villani, dottor Villani, che ci parlerà della presenza di Mozart nei teatri di Verona. Prego. Sarò telegrafico, anche perché la mia relazione dovrebbe essere chiamata l'assenza di Mozart nei teatri veronesi. Questo almeno fino al 1976, quando l'ente lirico assume la stabilità grazie al sovrintendente Carlo Alberto Cappelli, perché da lì indietro non troviamo che 2 soli casi in cui Mozart viene rappresentato nei nostri teatri. Ce lo racconta questo grandissimo, per me, caro amico Paolo Rigoli, che oltre ad essere stato bibliotecario del conservatorio nostro, è stato secondo me anche il più grande ma storico dei teatri veronesi, e qui mi piace ricordarlo con una certa commozione nel 20° della sua dipartita, della sua, diciamo, dipartita tragica e immatura. Bene, lui ci racconta che in 2 soli casi Mozart è stato presente nei nostri teatri, e esattamente con 2 rappresentazioni di esiti molto alterni del Don Giovanni. La prima nel marzo-aprile del 1870 e la seconda il 7 febbraio del 1889, dove c'è stato un po' di traffico anche per
diciamo, il protagonista che era un russo e che ha combinato tutti i colori. Bene, da allora dobbiamo arrivare al 1976 in cui finalmente vediamo il nome di Mozart nei nostri teatri, e ripeto, perché il grande Cappelli riesce a ottenere la stabilità e forte del fatto che l'anno prima, 1975, Verona si gemella, fa il grande gemellaggio con Salisburgo, pensa di portare delle produzioni austriache mandando a Salisburgo quelle italiane. Difatti nel 1986 abbiamo grazie all'intero allestimento austriaco, abbiamo un Così fan tutte, nel 79 abbiamo Le nozze di Figaro e nell'80 Un Bastiano e Bastiana. Nel 1982 Cappelli muore e gli subentra Renzo Giacchieri nel suo sfortunato primo mandato e non si ricorda minimamente di Mozart. Quindi se lo ricorda invece più scaltramente Hernani, che gli succede, grazie anche alla grande direzione di Carlo Perucci, portando un flauto magico nel 1987 nell'importante regia di Luca Ronconi, che era poi la ripresa di quell'edizione dell'opera di 4 anni prima alla Felici di Venezia, eseguita da interpreti interamente di area germanica, con l'orchestra e il coro del Mozarteum di Salisburgo. Hernani si ripete 2 anni dopo, 1989, con Così fan tutte, in collaborazione con la Fenice ancora di Venezia, con la regia nuovamente di Luca Ronconi e la direzione di Peter Mag, questa volta con molti interpreti italiani, tra cui vi dico velocemente Elena Ziglio, Lucio Gallo, Daniela Mazzucato e Silvano Pagliuca. Poi arriva la sovrintendenza di Maurizio Pulica, il quale propone quel famoso e sfarzoso flauto magico di Benny Montresor, che faceva un largo uso di un pavimento illuminato da sotto, che sarà poi il suo distintivo anche nella stupenda e delicata Madama Butterfly del 98 e più tardi nel 99, con una altrettanto favolosa Vedova Allegra, che vedrà come interpreta in arena Cecilia Gardia. Nel 91 però Pulica, spinto anche dall'interessamento di un noto agente tedesco, riesce ad organizzare un'eccezionale gala 24 ore di Mozart per i ricorrenti 200 anni dalla morte del compositore salisburghese, e sarà un susseguirsi di eventi 31 agosto e 1 settembre che si svolgeranno oltre che in arena anche con 2 grandi concerti notturni in Piazza Bra, il primo dell'orchestra giovanile veronese diretta da Giorgio Croce e il secondo con i solisti del Conservatorio di Salisburgo e Verona. Alle 9:30 del giorno successivo, quella domenica, c'è in via una grande stuolo di manifestazioni con la messa in coronazione nella Basilica di San Zeno, la messa brevis in Duomo, 3 complessi cameristici nel cortile del Museo Maffeiani, sul pronao della Sala Razzi del municipio, 2 concerti vocali al Filarmonico, un concerto d'organo a San Tommaso, quindi il concertone in arena con una serie di arie del Don Giovanni, il Ratto del Serraglio, Così fan tutte, il flauto magico, la Clemenza di Tito, i Domeneo e le nozze di Figaro. E poi a Pulica nel 93 subentra De Bosio, che allesterà invece al Filarmonico veramente un favoloso Le nozze di Figaro nel 94, tutto in bianco, scene, costumi, commissionato nella regia a quel Tobias Richter, al quale farà ricorso 4 anni dopo in arena nel 96 per proporre un nuovo Barbieri di Siviglia con la Rosina di Cecilia Gardia. La tragica notte, perché la signora è stata malissimo e ha corso anche il rischio di morire quella sera lì del debutto. Ma De Bosio l'anno dopo, nel 95, proporrà anche una godibile La fitta semplice con la regia di Mietta Corli, le scene e i costumi di Pieralli, diretta niente meno che da René Klemenschik.
Giacchieri ritorna nel 99, in quell'anno proprio che l'Accademia Filarmonica, tramite il suo presidente Luigi Tuppini, vede l'opportunità di proporre una personale messa in scena del Don Giovanni, opera mai data prima al Filarmonico, la cui esecuzione ha luogo il 29 settembre del 99 nell'ambito tradizionale del tradizionale settembre dell'Accademia, e la recita è in forma semiscenica sotto la direzione di Corrado Rovaris a capo dell'Orchestra Accademia Filarmonici col coro Castelbarco guidato da Luigi Azzolini e la regia di Daniele Abbado. Ma Tuppini riesce nella 15ª edizione del settembre del 2006 a far eseguire anche un secondo Don Giovanni, e quello giocoso per ragazzi visto al Comunale di Treviso dall'amico Gabriele Gandini, con la regia, le scene e i costumi del pittore Eugenio Monticolla e la direzione di Zolt Amar, e nel contempo propone in forma di concerto anche l'Idomeneo di Mozart, realizzato dal famoso coro ed orchestra Le Florissant, diretti da William Christie, con la disposizione scenica di Elsa Rook. Tornando al Filarmonico con Giacchieri, al suo secondo mandato, incontriamo nell'aprile del 2002 un nuovo Don Giovanni e la sua unica dedica a Mozart, affidato all'estrosa regia del russo Yuri Alexandrov, che sarà poi in arena a fare una Turandot dell'anno successivo, il 2003, è nel complesso un buon allestimento, anche con una scenografia e costumi di Viktor Okunev, carichi di colori ma sostanzialmente coerenti. Più spericolato invece Claudio Orazzi, che sarà sovrintendente dal 2003 al 2007, nel proporre per il 2004 il celebre Così fan tutti, lasciate incompiute da Giorgio Strehler. Di ciò che voleva il grande regista restavano le bellissime ed essenziali scene di Ezio Frigerio, gli sfarzosi costumi di Franca Squarciapino e la suggestive luci di Gerardo Modica, ma per quanto riguardava i movimenti scenici e le intenzioni, quello a cui si assistette era solo un'ipotesi di lavoro. La regia portata a termine da Carlo Battistoni riprendeva nell'impianto la leggerezza che spesso Strehler attribuiva a Mozart, con alcune divertenti gag che peraltro non disturbavano un'azione sempre pulita e curata, di sicuro impatto estetico, ma mancava Strehler. Nel 2006 Orazzi tenta addirittura una trilogia mozartiana affidandola al regista Dani Abbado, e si trattava di mettere in scena in successione Così fan tutte, Le nozze di Figaro e Don Giovanni, utilizzando un impianto scenico, una piattaforma centrale girevole. È stata un'operazione che si svolgeva di concerto con il Teatro Valli di Reggio Emilia e con un cast più o meno costante. Era la dimostrazione che la commedia operistica non aveva bisogno di grossi apparati scenici, ma solo di una buona recitazione e di una regia che faceva sentire in ogni momento la sua presenza intellettuale, ma senza prevaricare. Una pedana girevole, infatti, asimmetrica al centro del palco, era di fatto l'unico elemento scenico evidente sul quale si materializzava la mobilia necessaria per creare i vari spazi all'insegna dell'essenzialità. Tutto veniva giocato dunque sulla recitazione grazie a una compagnia affiatata ed utile, non solo di alto livello vocale, ma anche capace di una dizione perfetta e di una gestualità altamente comunicativa. Vediamo alla sovrintendenza di Francesco Girondini, che succede ad Orazzi, 2008-2015, così Mozart riesce a imporsi anche in arena grazie al periodo zeffiriliano, che già nel 1995 aveva fatto il suo debutto nell'anfiteatro con la storica Carmen, che è ancora in vita. Nel 2012 viene proposto, così Zeffirelli propone su Don Giovanni, in un'arena gremita il 22 giugno, faceva da spettacolare cornice la serata di apertura del 90° Festival Lirico. Il Don Giovanni era una scelta che faceva storcere più di un naso e aperto dibattiti e discussioni sull'opportunità o meno di portare un'opera di questo genere nel non certo settecentesco spazio areniano. Il problema non era l'azzardo della scelta, ma quello della via adottata
per portare l'opera mozartiana in arena. Già il nome scritto per l'operazione faceva capire che si puntava a stupire il pubblico con un impianto scenico di grande impatto. Obiettivo sicuramente raggiunto, le immagini parlavano da sole, un Don Giovanni settecentesco nel quale Franco Zeffirelli, magistralmente coadiuvato dal costumista Maurizio Milenotti, non aveva smentito se stesso con un mastodontico impianto scenico fisso e un'abbondante presenza di figuranti che animavano pressoché tutti e due gli atti dell'opera. Il retro della medaglia di tanto splendore visivo era però la mancanza di ritmo e di tensione teatrale. Le abbondanti 3 ore di musica erano costellate da molti, troppi cambi di scena, anche se solo di elementi, addirittura una prima della scena del breve sestetto finale, che portavano via via, oltre che a una costante ma corposa defezione del pubblico e a una ancora più grave mancanza di tensione teatrale. Le dimensioni dell'orchestra areniana non erano certamente mozartiane e andava data alla maestria di Oren nel cercare di ottenere un suono di una certa pulizia e il meno pesante possibile, anche se il rapporto con le voci fu abbastanza alterno e non sempre calibrato. Veniamo però all'opera stessa, che nella ripetizione della stagione 2015 con interpreti importanti, non ve li cito, ma diciamo l'opera è stata veramente ripulita e un certo ritmo lo aveva assunto. Girondini nel suo lungo mandato comunque aveva proposto sempre nel 2015 anche un flauto magico a filarmonico che fu eseguito in lingua originale con la regia di Mariano Furlani, che decise di non attualizzare l'allestimento, al contrario riponendo una fiducia piena nella favola come struttura in grado di ospitare il razionale e il fantastico, il tragico e il comico, senza far mai perdere credibilità all'opera. Poi abbiamo il commissariamento Fuortes 2016-2017, durante il quale Mozart non se ne parla. 2018 per fortuna arriva a Gasdia, la situazione pare sicuramente invertita, perché almeno un titolo mozartiano è apparso negli anni del suo mandato, cominciando dal suo insediamento con le Note di Figaro nel 2018, per proseguire con un nuovo Don Giovanni nel 2019, con Così fan tutte nel 2021, un nuovo Notte di Figaro nel 2023 e adesso il flauto magico che è in corso attualmente per tutto il mese. Quindi, volendo stilare una specie di graduatoria veloce, possiamo concludere che Don Giovanni è apparso sulle scene veronesi, parlo sempre in epoche moderne, 7 volte, le Notti di Figaro e Così fan tutte 5 volte ciascuno, il flauto magico per 4 volte e uno a testa Bastiano e Bastiana e la finta semplice, per un totale di 23 titoli in 51 stagioni. Le conclusioni traetele voi. Grazie. Grazie a Gianni Villani per la cronaca musicale. Questa è l'utilità della cronaca musicale, ci riconduce al presente, ai dati reali e quindi ancora più Mozart, non assente, però insomma una certa presenza. Ultimamente sì, insomma. Piuttosto durante le relazioni, a un certo punto con Paola Marini abbiamo osservato quanti rimpianti, il compianto, il rimpianto, eccetera, no? Di persone che abbiamo menzionato. È vero questo, però io credo che l'iniziativa odierna, la nostra presenza, il coinvolgimento di istituzioni come la nostra Accademia, come l'Accademia Filarmonica, stia a significare che certo c'è il rimpianto, ma anche c'è la volontà di porsi nella scia di un'eredità e di raccogliere quell'eredità. Le forme e i volti possono svanire, ma la radice resta ed è eterna. Direi che possiamo accomiatarci, grazie della vostra presenza, alla prossima.